Siamo in live, siamo in live. Ok. Live. Ok. E adesso iniziano le bestemmie serbo-croate, ragazzi, perché ho già fatto 3 partite. E ho fatto 2 vittorie e un pareggio. Incredibile. Adesso però le perderò tutte, chiaramente tutte le perdo, tutte. Adesso vediamo se qualcuno è già collegato. Le perderò tutte. Ciao Francone, ciao Cut, ciao Pep, ciao Rovere, ciao Ion Antonio, ciao Maurizio Michelotto, ciao Perra, ciao a tutti ragazzi. Tutto il mondo è collegato alla bestemmio stadium, perché questo sarà ragazzi, cioè nel senso, adesso non voglio essere troppo volgare, però avverto che sì, sarò abbastanza nervoso, perché la mia prima Weekends League ho fatto già 3 partite, 2 vittorie e un pareggio, quindi insomma, sì, un pareggio, è una sconfitta, quindi non male. E adesso però iniziano le partite impossibili, adesso sono cazzi, cioè, purtroppo prevedo, io il mio obiettivo è fare almeno 11 vittorie, sarebbe già cosa buona e giusta, ma e a vedo dura, vedo. La squadra non è male, è il Cume che è un po' una pippa, però io ci provo ragazzi, suoniamo sul tablettone, il classico tablet di Maurizio Michelotto, uno degli uomini più curiosi della storia umana. Devo aprire il tablet, allora intanto mi collego dal PC, così posso leggere Michelotto nudo. Allora, vediamo un attimo. Allora, eccoci qua. Ecco Alexandro, ecco Agi. È la mia primissimissima Weekends League. La primissima, da quando mai fatto, non ce l'ho mai fatta. The first Weekend League in the world, in the night, in the Paul Heyman guy. In the guy, la 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 la, in the guy. La 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 la, yellow sub guy, yellow sub guy, yellow sub guy. Ah, mamma mia, madonna, prevedo cose turche, raga. Prevedo cose veramente impossibili. Era Gervasi, il bel Gervasi. È già impazzito. Sì, abbastanza. Dai, ragazzi, che le perdiamo tutte adesso, dai. Tanto ne ho vinte 2, quindi non posso finire a 0. Già questo è importante. 3 partite fatte, 2 vittorie e 1 sconfitta. Ai 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 ai. Allora, un attimo solo. Un attimo e dopo si parte. Allora, ecco guarda il Tonio, signori, il Tonio, l'uomo che fa dei bicipiti, la sua prima virtù. Ragazzi, c'è da dire che sono abbastanza preso male, nel senso tosse è migliorata, anche se quando parlo tanto un po' viene, ma soprattutto ho il collo praticamente bloccato, non ho fatto pompe e altre robe, ragazzi, semplicemente sono andato a correre, ho suonato tanto, al lavoro, il giorno dopo lavoro, ho fatto dei movimenti curiosi, e questo è quanto, insomma. Ecco, Zincaro. Allora, adesso vediamo, Fiori, cioè, adesso cerchiamo di non divagare, la mia prima Weekend League, cioè, supportatemi con cori da stadio, con Gai che si tira fuori il pene, queste cose qua. Insomma, perché senza queste, sì, adesso, vabbè, col tablet ci metteremo 20 anni. Allora, vediamo un attimo la classifica, aspetta, intanto, c'è da mettere a posto qua. Il piccolo Vardi ha venduto tutto, la Serie A ha venduta tutta, ha fatto un po' di casini. Perché non 2 squadre non conviene, anche se spendo più soldi nel... Stai zitto, come? Aspetta un attimo. Stai zitto, come? Ecco, grazie. Ok. Ciao TL. Ecco Kebab. No, Caleb Kebab, scusami, ho letto male. Yellow sub guy. Ok. Ok, tutti su Discord.
Aspetta un attimo, sono un tablet che l'ho aperto, tipo si sta rincoglionendo. Più del padrone. Siamo bronzo 2, signori, bronzo 2. E si gode, e si gode, e si gode. Ci sarà qualche drogato che ha già fatte tutte? Chissà. Che sborda il Ceffio, hai già 22 partite. Che cazzo fa sta gente? No, sono su Xbox One. Xbox One. Ho shoppato 200 euro in realtà, però ho trovato Sané, come si dice, Goretzka, Aubameyang, un bel po' di giocatori anche Medica da 20.000. Ho avuto tanto culo, ho avuto veramente tanto culo. Penso che 100 euro al mese me li spacchetto. Ecco il Brianzolo c'è, Va buon raga, direi che possiamo anche partire a sto punto. Aspetta un attimo, ho sbagliato, ma siamo in Weekend League o siamo in Division Rival? Aspetta, ok, gioca Foot Champion, vai. Vabbè, come chi è la leggenda? No, non posso neanche leggere queste cose. Il mitico Van de Man, Van Gogh, Ruud Van Nistelrooy, ragazzi. E la coppia dovrà essere un giorno Sheva Van Nistelrooy. Vai. Raga, si parte. Un solo grido si alzerà. Pole Mangai, Pole Mangai. Vai, Paul, segna per noi. Adesso trovo un pro player, me lo sento. Sto qua 80... bisogna capire se è forte. Beh, cazzo, me li spendo io. Cioè, è bello che io sono l'unico che fa video su YouTube che spende solo i soldi propri. Cioè, non ha mai niente. A parte, aspetta, togliendo le donazioni vostre e tutto quanto, ma... Cioè, tutti quanti fanno, spendo 20.000 euro di FIFA Point. Cioè, tutti regalati, io invece... O quelli che mi donate gentilmente voi, o i soldi del mio duro lavoro. Perché sapete, io sono un porno divo, ragazzi. Ragazzi, si parte, quarta partita, 2 vittorie, 1 sconfitta. Paul Heyman è in tribuna. De Bruyne, ragazzi, sceglierò tanto, mi incazzerò parecchio, vi avverto già. Attenzione, Fred Flintstone. Vai Fernandinho. Vardy. Subito qualcosa, non succede niente. È importante arrivare presto a 11 vittorie, è il mio obiettivo, l'obiettivo comendiano. L'obiettivo agiano, anche perché Agi l'ha detto, se non faccio 11 vittorie non me lo dà più, quindi devo svegliarmi. No, non può essere 30-0, amore, perché siamo già 2-1. Ho fatto le prime 3 partite per vedere un po' com'è sta weekend. Occhio, eccola qua, subito la beffa, grandissimo intervento e poi c'è il gol. No. Ok, Ederson. Boom, di testa subito per Van Gogh, Van de Man, Ruud Van Nistelrooy. Eccolo qua, subito per Eric Bailly, per Ferna e anche Digno. Dai raga, prima weekend league nella storia del Cume, la prima proprio in assoluto. E comunque non finisco a 0, questo almeno è matematico. Comunque se avesse male ci romperemo un po' i coglioni, però va bene. Questa era una squadra più scarsa della mia, però magari più forte di me, non ci vuole neanche tanto. Attenzione, subito. Zincaro mi scrive, non capisco niente. Zincaro, ti prego no, piuttosto mandami un messaggino dopo, ma no adesso, grazie. Ok. Tolisso. Aia. Gol. No. Relax. Relax. Siamo in 44 gatti. Attenzione. Kevinone De Bruyne. Naldo. Partita non facile in questo momento. Lui sta giocando un buon calcio. Poi sto anche parlando, quindi è anche più difficile. Però De Bruyne, Kevinone, Ruud, Vardy, ragazzi, ve lo consiglio. Costa poco, comunque è di sicuro affidamento. Attenzione, Vardy, ecco, appena detto, stop inguardabile di Jimmy Vardy. Ah, Dio santo. Partita strana. No, qua mi è bucato bene purtroppo. Bravissimo, non so chi, ma bravissimo. Cioè, come dovrebbe comprare qualche giocatore, ma mi tengo un po' i soldi perché sto pensando. No, eccolo qua. Subito gol. Dormita colossale, Coman segna l'1-0. Porca troia. Ciao Amedeo. Ah, Dio santo, adesso comincio a incazzarmi. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Giocando bene questo, mi sta pressando a tutto campo.
Vabbè, pazienza, insomma, sappiamo che insomma, l'obiettivo è minimo, cercare di fare qualche vittoria, ripeto, non sono, cioè, i pro purtroppo ci sono, questo non è un pro sicuramente, si può anche batterlo, però c'è la tensione della prima volta, della prima video in weekend sul canale del Kumendone. Non lo tengo proprio, Dormita glitch. Calma. Allora, Fred. Vardy. De Bruyne. Questo ragazzi mi sta bloccando qualsiasi cosa per il momento, Tutti i rimpalli sono suoi. E cominciamo a lamentarci, cazzo. Vabbè, chiaramente la Weekend League del come sarà diversa, cioè vaneggiosa anche. Vardia. Da già di odio quelli che giocano così. Guarda sto Goldon. Bravo. Ma me lo vedo già che mangia la Nutella, sto coglione. Dai. Ok, bisogna insultarli ragazzi. Se vinciamo siamo forti, se perdiamo è il glitch. Dai, però sveglia ragazzi, che non mi sembra un campionissimo, mamma mia. Dai. Dai Fred Flintstone, dai. Fred per Kevin. Kevin, uno in mezzo, Cristo de Dio. Un rincoglionito in mezzo, neanche per sbaglio. Dai, cominciamo a pressarlo un po' anche noi. Vardy per De Bruyne. Van Gol non c'è. Dai Fioi, dai. No, ma che cazzo di passaggio è? Ma Dio madonna. Ecco, ok. Meno male. È tutto fermo, si alza la bandierina dell'assistente, ci sono le proteste, questa potrebbe essere una grande occasione. Sì, hai ragione. Perché quando la passi così non la dà mai dove devi veramente l'hai piazzata? Perché? Vardy. Ecco Kevin. Ah, peccato. Ma fa anche il figo sto rincoglionito di merda. Ma non ci voglio credere. Ma guarda sto qua, fa anche il figo, rimbambito obeso, Dio Cristo. Dai. E niente, stiamo giocando di merda. Ciao Gigi Palla. Adesso con palla si vince. Niente, sbagliamo tutto, sbagliamo qualsiasi passaggio. Lo cappelliamo. Bravo Azpi. Ancora, ma tutti sbagliati, ma Madonna del Signore. Calma. Siamo ancora in un'ora dove non possiamo incazzarci. De Bruyne. Ok. Rud, non di là. Guarda, ci stava anche andando bene. Questo classico giocatorino, veramente tutto Nutella e cagolotti. Molto simpatico, moltissimo. In questo momento mi spaccherei già fuori tutto. Le giocate, attenzione, giocate glitch. Mamma mia che pro questo, ragazzi, tromberà molto. Allora. Vai, insultiamo tutto, sempre. Ci insultano se perdiamo. 1-0 per un gol di merda comunque. Inizio non buono. Tutti che... Dai, no, la nostra Weekend League è così, ragazzi. Spero di portare ogni settimana, cioè ogni volta il video della Weekend, la live. Almeno una. Rud. Vai Kevin, vai. Vai, calma Rud. Oh, non ci credo, l'ha presa con il cazzo. Ho capito, questa devo perderla. Cazzo, mi è partita la chat. Efficace qui la pressione, riconquista la palla. Interrompe bene l'azione. Mi è partita la chat e non posso adesso, certo, fermarmi De Bruyne. Ma ottima lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Niente, non capisco perché non riesco a fare un passaggio giusto oggi. Può essere contento per aver Tutti me li sto dato sbagliando. vantaggio alla Un sua golletto squadra. della minchia. Riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. Cercano spazi. Che non ha fatto azione. No, guarda che buco, mamma.
Mamma che aspetta un attimo. Ah, Dio mio. Scusate, ho perso la chat. Eccola qua. Stai zitto, Kuma. Eccoci. Ciao Terence. E sventa la minaccia. Magari, ma la vedo brutta. Mamma mia, non stiamo giocando bene, sono sincero. Cioè, non stiamo meritando certo di fare il gol. Però allentando la pressione De Bruyne, niente da fare. In tutti i modi me la prende. Cioè, non ci sono né santi né madonne fino a questo momento. Ma dai, ma dov'è il fallo? Sotto specie di polpetta variata, ma dai, Fred. Bravo Fred. Occhio, cerca l'area di rigore. Ok, De Bruyne. Vardy. Vai Valencia. Con calma, ragioniamo un attimo. Kanté, Pisellone Kanté. Fred. Faccio fatica. Vai Fred. Bravo Fred, mettila in mezzo. Vabbè. Ma cos'è sta roba? Ma vai a fare in culo De Bruyne, te i tuoi capelli rossi. Ma dai, ma che cazzo di tiro è? Vardy. Van Nistelrooy! Ruud Van Nistelrooy! Van de Ven risponde a Coman 1-1. Dai cazzo, dai, potrei venire anche su Discord. Almeno se riusciamo a vincere. Appena vinco la prima in live, vengo su Discord, promesso. Quindi praticamente domani. No, fallo! Schifoso. La prima vittoria in live sono su Discord. Una promessa. Speriamo presto. Bellissima sta azione. De Bruyne. No, Brugnetta. Dio. Dai, vinciamo. Sto qua, il classico giocatorino di merda che madonna lo odio. Guarda, Vardio. Ma bravissimo qua, Cesar Azpilicueta, la Tatarvisio. Vai Kevin, la dà Van Gol. Vardy, ma porca miseria. Devo fare qualche cambio. Guarda come mi buca a centrocampo. Sto critinotto. Guarda. Non ci credo. Ederson mi fa il miracolo. Questo è veramente un giocatore così. È un giocatore purtroppo, poveretto, la natura non è stata generosa con lui. E allora deve romperci i coglioni a noi, no? Deve romperci il cazzo a noi questo. Deve romperci i maroni a noi. Buttala su, va. Meglio buttarla su in sto caso. Sì, ma prendiamone una però a centrocampo. Prendiamone mezza. Vediamo se i cambi comediani funzionano come con il Leverkusen. Attenzione Werner, essenza di Timo. Jorginho. Pisellone. Ma no, ma porca miseria. Ma che cazzo di passaggio è, ma Dio. Pontatus. Ecco il Pontatus. Gol. Mamma mia, ancora Ederson. Ci ha salvato il culo, non meritiamo niente. Speriamo che FIFA sia buono allora con noi. Stiamo soffrendo come dei disperati. Mettiamo difensiva perché dobbiamo tenere sto momento brutto. Guarda, sì, però che tutti rimpalletti ho incredibile. Guarda che no, sì, ma veramente a centrocampo non esistiamo più, Questo è un bel intervento. Vai, sì. Ci ha salvato il culo Ederson, dobbiamo essere sinceri, non meritiamo la vittoria e penso che non arriverà neanche, però. Ancora Ederson, sculato Ederson, De Bruyne. Mamma mia. Dai, ancora al 90esimo, così lo beffiamo sto nutelloso.
Minuti finali di grande intensità. Dai Leone. Ah, Leone niente. Che è ancora inchiodata sulla parità. Keita. Eccolo qua. Aia. Alla ricerca del Dai che arriva al 90esimo come sempre, perché la partita che ho perso l'ho persa 4-3 al 90esimo. palla che esce, sarà palo laterale. Rossio. Sale Thiago. Wilson. La rimette dentro. Occio. Bravissimo Fred. Ma fallo, ma porca puttana! Guarda, se segna così mi gira il cazzo. Mamma mia, è stato rigore qua. Ma guarda come gioca, madonna, li odio questo. Madonna, li odio. Aspiriqueta allontana. Ecco, ancora niente, non possibile, però, cioè, non è che posso. Tolisso. Fekir. Il tiro di Fekir. Fallo? No, ma questo è un porco di merda. Ma dov'è il fallo? Ma stiamo scherzando. Ma se la perdo così, ma vai a fare in culo. Ma lasciamo perdere. Vaffanculo, merda umana. Dai, il gol adesso, giuro che vengo su Discord che sboro e ciao. Dai, no, ancora. Niente, non posso passarla. È vietato. È vietato, non posso passarla, cazzo. Non ne va uno di passare. Guarda la cagata. Niente, non riesco a fare niente. Supplementari subito. Quella squadra morta poi. Bene, evviva! Che bello il vaffanculo glitch. Dai, kick off glitch, ti prego. È lo spettro di tua madre. Ma cosa sta rovesciata così? No, De Bruyne, ti odio. In tutte le lingue del mondo. Poi i rigori. Cioè, se andiamo ai rigori perdiamo, quindi. Io non ho mai vinto i rigori nella mia vita in nessun gioco, neanche a PES. Vai, Valencia. Valencia per De Bruyne. Dai, sì, per Verne, scusate. Ma non c'è nessuno in mezzo. Rondo di testa! Subito partita eterna. Ragazzi, che movimenti col collo, ragazzi, perché sennò mi spacco. Vai, cazzo, solo per voi. Ai rigori solo per voi. La vinciamo i rigori. Bailey, bravissimo Leone. Leone vede l'essenza. L'essenza, dai che ho i miei pupilli anche qua, cazzo. A me dà impazzito comunque. Vai. Mettila in mezzo. Tira di Werner. Fuori di una vita. Ma se la passa anche. Wilson, cos'è? Castaway. Wilson, porca miseria. Inizio difficile, inizio curioso, inizio autoritario da parte del mio avversario che è un bastardo. Speriamo Tonnin, lo voglio, disco. Arrivo subito alla prima vittoria. Io spero presto, se non arrivo su disco. Vardio. Ma guardalo, come si dice, corsa all'indietro glitch, va bene. Corsa all'indietro glitch. Keita. Tocco impreciso, pallone recuperato. La Nistra è morto, non più cambi. Dai Valencia, no, Valencia non ce la fa. Ma ce la fa Kanté. Come? No, vabbè. No, vabbè, me ne vado. Maria, io esco. Cioè, dai. Come fai a essere dimessa sua? E il giallo sembra inevitabile qui. Ha monito Kanté. Cartellino giallo per Kanté. Può metterla in aria, Dai che roba nostra. Ma no, di là, niente, purtroppo. No, il FIFA oggi non vuole in questa partita i passaggi, perché c'è il direttore da una parte, ma non da un'altra. Aia. Se si gira è finita, Van Nistelrooy, fammi salire la squadra, cazzo. Palla nuovamente in possesso. Ecco la fine. Sì, ma i rigori, li a perdere i rigori. Ci sono dei rigori a perdere, devo vincere la prima. L'unica chance che ho. Però la vedo duretta, sinceramente.
Dai che Tony mi vuole su Discord. Ma sarà duretta, questa partita sarà molto dura, quasi impossibile. Dai. Ma guarda che roba, non ne passa uno a centrocampo. Per carità, la sto passando anche di merda, per carità. Sono stanchi i miei. Oh, cosa sono scivolati sui miei giocatori, porco. Vai, senza. Dai Timo, ti metto. Ma Rudd non deve fare i cross. Vabbè. Dai che la perde, dai che la perde. Rudd, no, Rudd una mozzarella per Neto. Non ci credo. No, porco. No, perché di là? Vabbè, dai, ho capito. Ho capito, dai. Porco 2, porco 3 e porco... 8 minuti ancora da vivere intensamente in questo secondo tempo supplementare. Bene Matteo. Allora lo prendo così. Grazie, ovviamente. Richiamaci che ci sarà una novità. Pazzesco. Palla in out, sarà corner. La mette dentro Thiago. Attenzione! Grazie, gioco. Difesa troppo timida. Questo calcio d'angolo è arrivato il gol. Grande lavoro. Si vede la preparazione su il punteggio adesso è di 2-1. Andiamo da Matteo Mazzaghi. Che sconfitta di merda. Su una rimessa laterale che apposta è andata di là. Grazie Matteo, puntuale come sempre. Che C'è il merda. tocco sulla fascia. Belli. 2 gol di merda. Jorginho. Così che chiedono un ultimo sforzo. Ecco Valencia. Beh, chiaro. Respinta di tutti. No! Si stava mangiando le mani, visto che poteva essere il gol del pari, ha avuto la palla buona, ha saputo sfruttarla. Beh, finisce qua. Quarta partita 2-2. Niente Discord. Se questo è l'inizio di sfiga, prepariamoci a bestemmie acute. La mette in mezzo. Attento qui. Clamoroso. Era giusto andare ai rigori. Proprio il classico, me lo immagino, poveretto che adesso si fa le pippe perché ha vinto una partita. Sto goldon de merda. Tocca per il compagno. Ci mette il fisico. Thiago. Altro tentativo. Adesso fischia, ma va a cagare. Match che finisce qui. Bravo, bravo, hai vinto. Complimenti. Non tromberei mai, ma hai vinto, bravo. Allora, è cominciato un po' di merda. Arriverà la prima vittoria online con voi. E siamo morti i giocatori. So che sbordo, le forme fisiche ne vanno via una al minuto. Adesso mi trovo il pro play, adesso le perdo tutte, dai, ho capito. No, dai, è possibile che non riesca a venire su Discord, cioè è grave se non ne vinco una in tutta la live. Adesso trovo il pro gamer, eccolo qua. Una squadra buona. Ah, cazzo a Carlos però. Questo a Carlos, Roberto Larcos, ciao. Vai. Vai. E adesso devo vincere, voglio andare su Discord, voglio sentire Tonin che mi dà i bacini. Allora, calma. Voi tifate, esaltatevi, gasatevi. Bernardinho. Brutto cross, c'è il recupero. Bailey la risolve. Ecco la formazione iniziale. Rudd. C'è spazio. Rudd, no, troppo lunga. Potrebbe crossare. Guardi che fai cross però anche no. Occhio, c'è il canale di rigore. Occhio Marziale. Ma porco, 2 così subito. Niente da fare, ragazzi. Calma.
Porca puttana, sta Weekend League è tostina, Bene quel difensore che ha costretto l'attaccante all'errore. È tostina. Dai, non può piovere per sempre, raga. Mkhitaryan. Seri. Marzial di merda, vaffanculo te e tua mamma, che è una gran zoccola. Si provano con la circolazione di palla. Kanté intercetta bene il passaggio e interrompe l'azione. Sarà corner a disposizione. Questo è forte, sì. L'angolo battuto, palla in mezzo. Vantaggio dunque su Mkhitaryan. Inizio difficile come prima. Battuto in mezzo. Corre rischi, sceglie i punti. Non c'è il cuore cumendiano. Sento la tensione, raga, sta Weekend League è tosta. Può metterla in mezzo. Giro palla infinito, ipnotico per far muovere. Mamma mia. Poteva essere inizio a diventare. Dai, raga, ho bisogno di voi, cazzo, ho bisogno di voi. Ho bisogno fottutamente di voi. Mkhitaryan. Lucas. Aurier. Guarda, Vardio. Mamma mia, già l'odio anche questo. Mkhitaryan. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Hanno spazio per andare in contropiede. Niente, se non sono lucido, raga. Non siamo lucidi. Ma perché scappa? Ma scusa, ma va in profondità, ma... Recuperano il pallone. Beh, Seri. ho bisogno di voi, raga, fottutamente proprio. Van Nistelrooy recupera. Vardi la incrocia. E chiaramente la para Rud. E porco due però, dai! Impediva la palla di entrare. Un po' di sfortuna o poteva fare di più Stefano. Ha optato per la soluzione di forza col senno di poi, forse era meglio cercare la precisione. Martial. Pazzesco. Può far partire il cross. Può controllare palla senza fretta. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Apre sulla fascia. Era buona l'azione, ma buono anche l'intervento in chiusura. Van Gol. Van Nistelrooy recupera. Ha sfiorato il gol, palla esterno. Fred. Sbagliato. Bravo De Bruyne, bell'intervento qua. Intercettando il lancio. Fred. Ecco il tiro. Colpito. Fred! Bella parata. In dubbio. Siamo molto fortunati, devo dire. Stiamo giocando noi adesso e chiaramente vince lui. Palla per Roberto Carlos. Affanculo Carlos. Martial. Un tiro l'ha fatto alla fine. Al primo tiro in porta, madonna. Buono il recupero di Bailey. Ma perché? Fallo! Ottimo tempismo consentendo alla difesa di respirare. C'è spazio per Martial, lungo l'auto. Guarda Martial di merda, ma Dio Cristo. Dembélé. Fuori gioco. Mette Luca sul palo di 2 tiri, 2 gol. Passi importanti, 2 gol da recuperare. 2 tiri, 2 gol. È ancora presto però per captare il gol. Si fa nulla con loro, anche perché oltre a tentare di segnare quell'attenzione a non subire altro. Esatto, non facile per quanto si è visto finora. Puntuale qui il difensore nel recupero. C'è spazio per andare. Solo con Martial gioca sto finocchio di merda. Occhio a Mkhitaryan. Dai. Ma cosa agi? Kevin De Bruyne. La giocata profonda di De Bruyne. Parti. Ha spazio per il cross. Difensore che interviene e libera l'area. Taffa.
No, mi dà fastidio perché comunque 2 tiri ha fatto, sempre con Marziale, cioè così, cioè fa sempre sta cazzo di roba. Cerca la sovrapposizione. Dai, fuori, merda umana. Fernandinho. Suma dunque l'azione d'attacco. The court officials indicated there will be a minimum of 2 minutes of each match. Niente, non lo tengo proprio. Non lo teniamo questo. Intervento di puro istinto su questa passi. Vorrei proprio sapere a cosa stava. Alla buona per De Bruyne. Portiere che si allunga e sventa la minaccia. Palla in out e dunque calcio d'angolo. Van Nistelrooy. Ci provo, che non sai come fare sinceramente. La mette dentro De Bruyne. A fare attaccare, a difendere la CPU. Ottima posizione, praticamente un passaggio. E l'arbitro. Boh, sta weekend league è impestata però, porca puttana, no? Tutta gente così. Dai raga, non vaneggi, vedete, dobbiamo tirare fuori le palle tutti insieme. Che questo è un altro finocchietto. Niente di più, niente di meno. 45 minuti di questa sfida valida per la Food Champions Weekend League. Devo segnare entro il 70° e non prenderli chiaramente, se no. La cassetta. Bene qui il difensore. Dai. Niente, arriva sempre prima il merda, arriva sempre. Gundogan. Occhio a Mkhitaryan. Ma non può perdere la connessione, cazzo, no? Hanno metri a disposizione. Ma perché corre il triplo di me? Cioè, è questo che non capisco. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Dai, la sponda, ma fammela una sponda. Lingard. Primo tempo in cui ha fatto davvero cose straordinarie. Vaffanculo anche lui. Con enorme entusiasmo addosso. Ha dato un contributo importante alla causa con questa doppietta, sembra in stato di grazia e può farne altri. C'è tempo, bisogna segnare però. Decisivo del difensore. Occhio all'angolo. Tutte in bocca, tutte in bocca. Del portiere sul colpo di testa. Hanno interrotto l'azione avversaria recuperando palla al centrocampo. Il difensore ti fa saltare. Non stiamo per niente sfigurando, assolutamente. Chiamata davvero al limite, Fuori gioco. Qui l'assistente nel segnalare la posizione di offside. Non era comunque una visione da cosa. Raga, si permette di fare sto finoccetto maledetto. Aspilicueta. Gundogan. Può far partire il cross. Devo fare un gol, prende paura se segno un Palla gol. nuovamente in possesso. Sì, niente, ragazzi, cioè... Martial. calma. Può correre Relax, lungo la fascia. relax. La mette in mezzo. Attenta qui la difesa alla allontanata. Ci vuole calma, una qualità che non ho. Mettendosi sulla traiettoria giusta. Gelson Martins. Mkhitaryan. Lingard. Occasione per la cassetta. Vabbè, se poi segna così però... Cassetta. Strettissimo. Vabbè, questa è andata ormai. Partita che assume ormai una fisionomia molto precisa. Van Nistelrooy recupera. Arrivato in Germania nell'estate del 2010 dove si chiama parti che non hanno Inghilterra e Spagna. Van Nistelrooy Devo fare almeno altre 9 vittorie per le 11. Devo farle però. È un onorevole ottavo posto in Bundes con in Spagna. Questa è andata, ragazzi, c'è niente da Il fare. difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. De Bruyne. Ma no, vabbè! Vabbè, però dai, faccio ste po' di robe, dopo il finocchietto segna su ribattute, va bene, dai. Bello il tentativo precedente, mortificato dai legni che hanno salvato portiere e risultato. Che tiro che ho fatto, dai. Va bene, va bene. Lingard. Guarda come gioca, ma proprio questi li vedi che sono bambini di merda. Occhio a Lingard. Cioè, li vedi proprio. Rifatto, si ricomincia con una rimessa dal fondo. Fallo, non fischiato. No, ma bello. Lingard. Difesa che deve...
difensore. Fantastico riflesso del portiere sull'attaccante. Ha dimostrato senso della posizione, riflessi fuori al comune. Gelson Martins. Il difensore spazza in qualche modo. Di testa. Va bene, va bene, va bene. Occhio a Roberto Carlos. Che poi nelle prime partite trovi gente tranquilla, perché hanno vinto anche le prime due, ma non capisco adesso. Questa qua più che altro, perché le altre, anche l'altra, quelli bravissimi supplementari, sta qua 3-0 così, non me l'aspettavo proprio, sinceramente. Con una squadra anche, insomma, che non ha niente di che. Tocco orizzontale. La manovra interrotta senza problemi. Almeno il gol della bandiera, dai. Dai, ma porco dia! Ma che cosa mi ha parato? Ma dai! Vabbè, dai, devo perderla. Cioè, non è possibile. Non è umanamente possibile. Ma che cazzo di parata è? Dai. Ma per cortesia. Ma guarda che roba. Vicino alla bandierina. Il calcio d'acqua. Non trattiene. Occhio alla possibilità. Palla tentativo coraggioso. Guardare che si è spenta di poco sul fondo. Avrebbe meritato il gol solo per il gesto tecnico. Pazzesco, partita che non merito di perdere 3-0 neanche, guarda, nei peggiori bar di Cara, 4 addirittura. Super intervento del portiere. Istinto, riflessi, senso della posizione. C'è tutto questo. Guarda, guarda, Agi mi vuole far schizzare oggi, nel senso non sessuale. 10 minuti. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Occhio, cerca l'area di rigore. Cioè, pazzesco, Calcio di veramente. Cattè intercettato. Meno un gol, proprio, cioè, perché sinceramente, cioè, 3-0 con questa merdaccia umana. Gundogan. Può girarla. Madonna di Perde Dio. palla. C'è la rimessa con le mani. Gundogan. Bravi ragazzi, spero di arrivare Uno presto. contro uno. De Bruyne. Kevinone. Ormai andate, che mi Intercettano sto bene il pallone. applicando, sto già pensando alla prossima. Siamo agli sgoccioli della gara, pochi minuti e gran pallone di Vardy qui. Vai un gol. Palla buona. Quarto gol della gara. Dai, mantieni il clean sheet. No, invece non l'ho mantenuto, cazzo. Neanche quello non fa. Segno di orgoglio e di dignità. Guarda, se la metti indietro, guarda il bimbetto, guardalo. Ah, no, vabbè, ma guarda che gente, cioè, ma ragazzi, ma vi rendete conto della gente che esiste? Sentiamo da Matteo Barzagli. Ma che bello. Ancora da giocare. Ancora 2 minuti al 90esimo, Pier. Ricevuto, grazie Matteo. Penso di essere forte questo, spero che nelle prossime partite trovi un pro player di quelli su YouTube che ti incula 50-0, Dio Cristo. Troppo passivo dei loro giocatori. Guarda, Occasione per la Gazzetta. il mio portiere dov'è? Va bene. Una partita magnifica, impreziosita da questi 3 gol. Siamo nelle fasi finali della gara. Sono messe bene per loro. Va bene, va bene, va bene, va bene. Può davvero essere soddisfatto della sua partita. Voti altissimi in Va bene. Bravo. Bravo, puttana obesa. Bravo. Sei puttana e anche obesa. Cinque partite, ragazzi. Magari ero 3, vecchio, magari. Faccio neanche argento, se vado avanti così non faccio. Dai raga, tutti insieme, per andare su Discord, porco Diaz. Vabbè, con sta gente non puoi farcela. Vabbè. Sinceramente, Fiori, vabbè, purtroppo ho perso le partite che dovevo vincere, ma adesso arrivano i pro player. Già, cioè, bene, 2 vittorie su 30, mi sembra un bel modo di cominciare la weekend. di altissimo livello in linea
squadre protagoniste di questo fantastico torneo. Speriamo di assistere dunque a uno spettacolo degno e 22 in campo oggi. Speriamo che possa avere solo la squadra forte. Anche noi abbiamo una leggenda, ma non siamo forti, quindi. E noi Ronaldinho che costa leggermente di più ed è leggermente più forte. Proprio leggermente. Speriamo nel Ronaldinho glitch. Palo. Ancora palo. Guarda che tiri che faccio. Leggermente troppo angolata. Stavolta non l'ha aiutato. Buono il recupero, possono ricominciare. Fernandinho. Con questo match arriva a 50 presenze in questa squadra. Stefano si è inserito bene. Bene, significa che è riuscito a superare la fase di adattamento, guadagnando la fiducia dei compagni. Concentration, please. concentration. Poi le cose non faranno che migliorare se giocano con impegno. De Bruyne. Bravo Van Nistelrooy. Si sblocca subito dunque. Calma, non è 0-0. Hanno sorpreso la difesa avversaria attaccando fin dai primi minuti. Pazzesco. Che ritmo! E questo gol potrebbe cambiare il tema tattico della gara. Valencia. Fred. C'è il movimento senza palla. Hanno l'occasione, attenzione. Per trovare il gol. Perché non siamo al 91esimo? Perché? De Bruyne. Kanté. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Goretzka. Buon possesso palla. Prendila. Cercando spazi. Fernandinho. Bardi. Buono qui l'intervento del difensore. Aubameyang. A me Aubameyang l'ho venduto perché alla lunga non mi è piaciuto. Aubameyang. Sì, ciao. Ronaldinho. Palla che finisce in corner. Sto qua quando vuole può fare gol. C'è il tocco corto. Neanche sul 3-0 non posso stare tranquillo con uno così, metti caso. Cerca la porta. Ribatte il difensore. No! Dio povero no però. No, ste robe, scusate. Fred. Una sofferenza. Che finirà sicuramente negli highlight del match. Non posso tenere 90 minuti così. Guardi. Bardi. Prova a andare. Nessun problema per Lloris. In questi casi piuttosto di perdere palla preferisco tirare, non si sa mai una ribattuta, un vaneggio, un ribattuta glitch. Lucas. Goretzka. Conquistano una buona posizione. Distanza favorevole. Può trovare il gol da lì, Poteva il suo bel da fare. Sì, ciao, questi sono gli schemi, quelli dei pro. Si vola il difensore. Come cazzo la tengo fino al 90esimo? Poi la difesa è il mio punto debole, quindi cioè, Goretzka. devo sperare, non so neanche. Ecco Ronaldinho, palla al piede. Qui Ronaldinho leggermente forte, ma proprio leggermente. Ma perché di là? Ma perché di là? Ecco Aubameyang. Kevin De Bruyne. Partono in contropiede. Bardi. Avanza Ronaldinho. Non so cosa fare, cazzo, non so cosa fare, una tensione. Fred. Lucas. Fuori gioco. Avanza Ronaldinho. Arriva la segnalazione. No, non posso buttarmi in difesa subito, dopo mi schiaccia e ciao. Intervento efficace del difensore che parte il tiro. Bello. Lloris sicuro. Aubameyang. Aubameyang a quel punto. L'ultimo tocco del difensore, si ripartirà col corner. Corner! Ma dai!
Ma proprio non l'ho capito sto corner, ma va bene. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Fred, puntuale qui il difensore nel recupero. Niente, cioè non capisco cosa sia successo, cioè non capisco perché i passaggi non me li fa dove lo dico io, ma perché? Aubameyang. C'è spazio davanti a sé. Sta schiacciando da morire. Lucas. È solo questione di tempo, il gol lo conosco un po' FIFA. Avanza Ronaldinho. Neanche troppo tempo era il gol. Strepitoso qui l'intervento del portiere che dice di no. Ha tolto la palla letteralmente dalla porta. Un prodigio, eh? Sì, ho capito, bello. Calcio d'angolo corto. Non posso trovare qualche scappellato di merda e vincere tranquillo, no? Palla raccolta senza problemi dal portiere. Niente, non c'è niente da fare. Cioè, non riesco a fare un'azione manovrata. Cioè, solo in profondità posso andare con pochi passaggi. Può servire un compagno. Buon possesso palla, caccia di spazio. Tira! Ma porca miseria. Goretzka. Ho bisogno di un centrocampista fortissimo al posto di Fred. There will be a minimum of 2 minutes of added time. Un altro ottimo passaggio. Goretzka. Finisce il primo tempo, ma una sofferenza inaccettabile. Inaccettabile. Dunque inizio il Vai, secondo raga. tempo di questa sfida della Foot Champions Weekend League. Ed è qui che si deciderà la partita. Ma stai Non zitto. cambiate canale, Mi raccomando. No, Riconquista palla intercettando. Hanno il pallone che sto salvando, veramente sto giocando una partita incredibile per il momento in difesa, non so neanche io come. Questo adesso mette Ronaldo. Scommettiamo che mette Ronaldo o Messi. Danny Rose. Gnabry. E aspetta a fare i cambi. Su questo qua metterà in campo tutti i fenomeni. Per questo fallo. Neymar entra, che è entrato? Bailey. Danny Rose. Fred. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Palla in fallo laterale. Ecco Ronaldinho. No, Depay, oddio, il bagatissimo Depay. Dalla tecnica straordinaria. Mai vinto con Depay in campo per la mia squadra avversaria. Un ambiente accusato spesso di prendersi troppo sul serio. Ha letteralmente incantato la platea mondiale, soprattutto le prime 2 stagioni con il Barcellona, conquistando 2 Liga, 2 Supercoppe di Spagna. Sto difendendo no con le unghie, con i denti, con il pene e con il culo. Che è ben diverso. Una buona prima frazione di gioco che lo ha visto protagonista. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo. Bravo Van Nistelrooy. Volevo fare un'altra cosa, però Gnabry. sto sbagliando tanto. Comunque, veramente tutto quello che posso sbagliare lo sto sbagliando. Ancora un passaggio perfetto. In attacco, in difesa. Palla Ronaldinho. Eccolo là. L'arbitro non ha visto il fallo. L'arbitro ha visto qualcosa che non va. Fischia calcio di punizione. L'arbitro sceglie la strada della comprensione. Solo un richiamo verbale per lui. Sembra volergli dare un'altra possibilità. Fallo. Distanza Anche notevole. brutto, sto qua uno che gioca bene, quindi tutti gli schemini. Intervento efficace del difensore. Cumulativo. Che lancia e recupera palla. Gnabry. Riescono a recuperare il possesso. Niente da fare, niente da fare. Posizione questa giudicata irregolare dall'assistente dell'arbitro. Ma tiro su che se sbaglio il passaggio sono dolori. Ah, lunga. Si ripartirà con un fallo laterale. Lucas. Porta palla a Ronaldinho. Eccolo qua. Occhio al pallone filtrato.
Ma porco due, ma è una volta un po' di culo che di tenerla, va a cagare, va. Adesso sono Ho fatto anche troppo in difesa. Certo che ragazzi, qua striscia negativa. Che palle, oh però. No, per carità, sta giocando, cioè, la parità la fa lui, però possibile che per una volta non posso vincere io non meritando. Comunque un contributo importante nella sua unica stagione con l'Hamburgo. Esordio con una doppietta contro lo Stoccarda e un onorevole ottavo posto in Bundes in Spagna. Ecco. Buono il recupero di Bailey. Fernandinho. Male. Memphis. Porta palla a Ronaldinho. Kevin De Bruyne. Van Nistelrooy in possesso di palla. Nessun problema per Lloris. Palla girata sulla fascia. Andiamo a bordo campo, Matteo. Quanto c'è ancora da giocare? Mancano 20 minuti al 90esimo, Pier. Grazie Matteo. Mamma mia che rischio. Anticipo del difensore. Dai Vardy. No, lo fa uscire. Maledetto. Palla in fallo laterale. Fred. Van Nistelrooy, palla al piede. Breve parentesi quella di Van Nistelrooy all'Hamburgo, l'esperienza con il Real. Una sola stagione per lui in Germania. Nessuno dei miei. Il canto del cigno di uno degli attaccanti più forti della sua generazione prima del ritorno in Spagna, il Malaga. In definitivo addio al calcio nell'estate. Fuori gioco. Palla filtrante molto interessante qui. Ma Palla messa dentro. Ci sono non che credo. che era nell'aria per come stavano interpretando il match, Stefano. Questo gol è giusto per Dai, che sto un po' rompendo il cazzo però, perché non è possibile. Cioè, offline vinco 2, gioco qua e comincio a perdere tutto. adesso. Il portiere l'ha toccata. È riuscito a evitare che la palla entrasse. For the visitor, Il punteggio number adesso 4, è di 2 a Lucas. 1. Fred. Manovra interrotta dagli avversari. Mi cadono un po' le palle ragazzi, perché è possibile che non la tengo mai. Rompe bene l'azione, intercettando. Adesso vedi tutto a posto, tutto a lui. Fred. Kante. Ce la stanno mettendo tutte i tifosi per trascinare la C'è squadra. il momentum per me quando arriverà. Jorginho. Ecco Valencia. A metri per crossare. Prova il rasoterra. Beh, ho fatto una cagata io, Rossa verso il centro. Hanno messo il pallone in area senza precisione. E c'è il tiro. Viene che si allunga e sventa la minaccia. Corre rischi, sceglie il punto. Ma dai, ma per carità del Dio. Va bene. Danny Rose. Valencia. Fred. Palla che finisce fuori. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Cerca la sovrapposizione. Era una buona idea, allora comunque recuperato. Dai Leone, con il cuore, cazzo. Perché noi abbiamo il cuore. Spazio davanti a sé. No, di là, ma devi stare in mezzo, Rud. Vabbè, cioè se Rud si mette a fare ste stronzate, però. Mendy. Rigor. Vabbè. Hanno spezzato bene la trama qui. Sto più culo che cazzo. Grande Diciamo. intervento, sventa il pericolo. The fourth official has indicated. Fallo. Oh, ma non me ne fischia uno. Perfetta la lettura di Aspilicueta. Chiaramente lo prende lui. Può avanzare.
ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Vabbè. Comodo l'intervento del portiere sul tiro dalla distanza. Vaffanculo, va, Dio po'. Che finisce qui. Dai, adesso ne vinciamo una, che adesso cominciamo a vincere, dai. Lo so, Camine, ma non sono capace a giocare con le fasce. Ho bisogno di fasce fortissime, ne sono giocatori che non mi piacciono. Deve anche piacermi, non è che posso, come si dice, giocare in base a quello che decide FIFA. Ti ringrazio, è vero, purtroppo la maggior parte dei gol li subisco sulle fasce. Però non capisco sinceramente perché cioè, deve sempre finire così, che in un modo o nell'altro vincono loro. Spero di trovare uno scarso e cominciare a invertire la rotta, se no non arriveremo mai a 11 vittorie, ma proprio neanche per sbaglio. Questo ha vinto per i giocatori comunque, perché alla fine non era così tanto forte. Ecco, questo è uno che si può battere. Come rosa si può battere. Dai, cazzo, dai! Dai, fioi. Che non siamo... Finora non abbiamo sfigurato, a parte... Ma cos'è? Ma cos'è sta roba? Si è chiuso anche il joystick. Ma cos'è sta roba? Ciao vecchio. E quindi? Boh. Cioè è pazzesco, una volta che giochi con uno... Cioè vabbè, ma ragazzi, ma è giusto secondo voi? Va bene. No, adesso troviamo quello con la super rosa e va bene. A cagare. Oh, tutti con sta cazzo di Lacazette e lo... Ma cagare. Stai calmo, stai calmo. 6 partite, 2 vittorie. Fai media da handicappato lodro. Prosegue dunque la Foot Champions League con il match di oggi. Vai. Come sempre con Stefano Nava, al quale do il benvenuto. Ciao Pier, un saluto anche ai nostri amici a casa. Devo dire, Adesso devo farlo non per noi, ma per lo zoccolo che mi vuole su Discord. Dai. È una formula particolare, tantissime partite in così poco tempo da perdere la testa, pochissimo margine d'errore, ma soprattutto tanto spettacolo. Ecco i titolari. 4-3-3 il modulo scelto dall'allenatore per questa sfida, con due attaccanti di movimento. Oh, ma sti cumulativi, ma solo sulla foot ci sono i cumulativi. Degli esterni degli 1 contro 1 potrebbero mettere in grande Cioè solo sull'atemi su Weekend League. Per far male da lì. Grande pro gamer, portami fortuna anche tu. Giocatore Raga, ho bisogno dello zoccolo, Maurizio, Michelotto, Agi. Gai, li sento poco, cazzo. Per quello non si vince. Tognin. Colamedeo. Per piacere, raga, tutti insieme per andare un attimo. Guarda come tutti i baresi sono in difesa, Fede. Ah, sto in live finché non ne vinco almeno una. Cioè, questo è poco, ma sicuro. Lacazette. C'è il tiro della Lacazette. Continua da dimenticare questa. Scarsa coordinazione. Gerva, beh sì, certo, anche il Gerva. Disorganizzata, è normale che ne uscisse fuori un tiro del genere. Dani Alves. Lucas. Lacazette. Zonzi. No. Facile l'intervento di Ederson. Grazie. Grazie, Gai. Vardy, bellissimo sto rinvio. E dopo fa la cagata Vardy. Palla persa. Zonzi. Il cagatone vardiano.
De Bruyne. Pallone profondo, pericoloso. Hanno trovato il gol del vantaggio, vedremo come da vedere se proveranno a spingere per farne un altro, se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Ma cosa cazzo fa sto Goldò? Oh, ma ne trovo tutti, io li devo trovare, oh. Quitta, dammi la vittoria. Goal for the visitors. Number 10. Lacazette. Buon possesso palla. Adesso fa il kick-off glitch, arrivo qua. Non che credo. Mamma mia. Portiere che evita il gol con un grande intervento. Ma perché tutti i glitch me li devo beccare io? Non era facile da lì. Di Lucas Moura, palla verso il centro. Guarda che cazzo. Questo è una passata. Splendido intervento difensivo. Palla in out, sarà corner. Lacazette. Questo è bravo sui calci d'angolo, abbiamo capito. Occasione per il pari. Poco cinico qui l'attaccante, sì. Gli è mancato il killer instinct per metterla dentro. Gameiro. Centra il tiro difensore. Fred. Kevin De Bruyne. De Bruyne. Bravo Valencia. Efficace qui la pressione, riconquista la palla. Vardy. Finisce sul fondo, è una buona possibilità da ottima posizione. Raga, ho bisogno di voi, voglio leggere più commenti. Prezioso. Ho bisogno di voi. Se no non entro sul Discord, raga. La maledizione continua. Che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Kevin De Bruyne. Ma perché Van Nistelrooy là? Palla vagante adesso. Gli ho scritto rimani al centro. Riconquista palla intercettando la Non ci voglio traiettoria del credere. passaggio. Vardy. Prova la botta. Non ci credo che tiro di Rud. Una conclusione che è uscita di poco, poteva dare il doppio vantaggio alla sua squadra. La gente in silenzio. La chat non scrive più niente. E quindi perdiamo, ragazzi, se è così perdiamo. Lacazette. Io vi avverto. Giocata lunga di Lacazette. Possono dunque ripartire. Fernandinho. Vardy. Vai Kevin! Vai Kevin! Bruyne col pallone lungo. Si porterà più 2 con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la ripresa. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Hanno incrementato il vantaggio. Eccolo qua. Fantastico riflesso del portiere sull'attaccante. Ha dimostrato senso della posizione e riflessi fuori al comune. Portiere che non si è lasciato sorprendere, ha detto di no all'attaccante con un super intervento. Fred ha spazio, prova. Attenzione, la palla è lì. La controlla. Gol. No. Mamma mia. Mamma mia. Ecco, per salvare l'ho regalato. Protagonista di una parata spettacolare. Un altro ottimo passaggio. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Fernandinho. Pallone interessante. Zonzi. Coman. Gameiro. Un'altra buona giocata. Gameiro. Lacazette. Dai, Fioi, no. Gameiro. Se l'è bevuto, si è liberato dalla marcatura. Mamma mia. Sarà corner a disposizione. Ma proprio lo zoccolo è in silenzio in questo momento. O hanno paura veramente, sono in tensione con me. O non li leggo proprio, E vogliono le live, poi non mi scrivono niente. Io sono qua da solo. A soffrire come un cane. The referee has indicated there will be a Agli minimum allenatori è parso of un 2 recupero minutes tutto sommato at giusto, non si è return. perso troppo tempo. Puntuale qui il difensore nel recupero. Può avanzare a spazio. Kevin. Lungo per De Bruyne.
No, ma perché non tira? Ma perché non tira De Bruyne? Fa la mossa, fa la choc mossa, fa la choc. Stiamo soffrendo. Cosa si è mangiato De Bruyne? Su livelli interessanti. Prestazione direi ampiamente sopra la sufficienza, ha anche segnato. Stanno vincendo, le cose... Oh, sono contro i maestri, adesso mi sono accorto, contro gli inglesi. Oh, madonna. Vai Faggio, vai Faggio. Si aprono dunque le ostilità di questa ripresa, match valido, lo ricordo, per la Foot Stai Champions zitto, League. Pardo. I due allenatori avranno approfittato dell'intervallo per dare indicazioni ai propri giocatori. Vedremo se e come cambierà la partita in questo secondo tempo. Adesso lui chiaramente attaccherà, darà il tutto per tutto. Dobbiamo tenere la mareggiata. Tenere la mareggiata che sta già arrivando, è ufficiale. Bravo Ederson. Super intervento del portiere. Istinto, riflessi, senso della posizione. Arriva la mareggiata, raga. Questa parata. Eccola qua. Tac, si vede subito, Dio. Una sentenza della recupero. Si vede subito quando devi prenderlo. Niente da fare. Adesso è durissimo ancora. Niente da fare, non si può stare tranquilli, niente da fare. Basta, basta. Tutte le sbagliano tutti i miei adesso. Fred. Palla nuovamente in possesso. Al primo, ovvero... No, bene, il primo tiro no, però... Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Si avvicina all'area. Ah, sul secondo tempo lo vedi subito che deve fare tutto lui. Dio canta. Risultato che torna in parità. Due reti. Che bello, evviva. Match davvero spettacolare, almeno per i tifosi neutrali. 2-2. Evviva. Che bello. Ah, divertente, bellissimo. Da 2-0. Zonzi. Gameiro. Ferma ma non controlla. Fred. Kevin De Bruyne. Al morale a terra, ragazzi, sono un po' stanchetto perché ogni volta c'è sempre qualcosa, girano un po' i coglioni, la perdo anche questa. Alla messa dentro, difesa alla meglio e allontana il pallone. Coman. Prova ad andare, ha sfiorato un gran gol qui, pallone che non è passato troppo distante dalla... Sì, sono quasi tentato, Tonio, sono quasi tentato, però non è possibile, cioè dominata la partita tranquillo. Inizia il secondo tempo 1-2. Va bene. Ecco Van Nistelrooy. Breve parentesi, quella di Van Nistelrooy all'Hamburgo dopo l'esperienza con il Real, una sola stagione per lui in Germania. Il canto del cigno di uno degli attaccanti più forti della sua generazione prima del ritorno in Spagna, il Malaga. In definitiva addio al calcio l'estate del 2012. Bardi può far male da lì. Dai però. Occhio all'intervento del direttore di gara. Dai, ma per piacere. Cosa stiamo parlando? Ora l'allenatore dovrà decidere se tenerlo in campo o sostituirlo per sicurezza, debolendo però la sua squadra. Ma che palo ho preso? Questo fa apposta a farmi così. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Bardi. Pazzesco palo.
Palo osceno, era gol fatto, sempre gol. La rimessa con le mani. Zonzi. Coman. Puntuale qui il difensore nel recupero. Siamo entrati negli ultimi 20 minuti della gara. Palla larga. Gameiro. Ragazzi, tra poco chiudo la live, lo dico perché non è ammissibile. Mi dispiace. Non è ammissibile. 2-0, 2-2 rigore così. Palla. La trasformazione dagli 11 metri. Bella, decisa, ferma questa conclusione, non ha lasciato scampo al portiere. Mi spiace, ma forse non fa per me stare in live durante queste partite qua, non lo so, però non è possibile. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Si fanno vedere i compagni. Immagini che confermano la chiamata dell'assistente. Questione di centimetri. Non è umano. Ma era in fuorigioco, azione che non mi sembrava comunque particolarmente pericolosa. Tocco orizzontale. Stanno facendo girare molto bene, c'è la verticalizzazione. Lo rigioca, attenzione. Si porta in più questa immagine abbastanza rassicurante. Ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la No, voglio giocare a FIFA, ragazzi, però il problema è che dobbiamo essere più uniti tutti quanti, dai. Più uniti, più seri, perché mi stanno girando i coglioni, perché non è possibile. Nelle ribattute loro la prende subito, gli va in gol. Nelle mie ribattute chiaramente non va al mio avversario. Da 2-0, dai, porca puttana, cioè, se non vinco contro questi è chiaro che dopo giustamente incontro quelli forti e mi fanno il culo 8-0. Ma è anche giusto, insomma. No, devo vincerne una, Dio cavolo. Mi sono rotto i coglioni, mi sono rotto il cazzo, mi sono rotto il cazzo. Sono rotto il cazzo. Alcune volte il portiere, lo sappiamo, fa vincere le partite. Direi che oggi non è andata assolutamente così. Dio Cristo, oh, ma che cazzo di roba è? Continuano a cercare il gol e a trovare. 3 gol in un minuto, ho preso 2 gol in un minuto e dopo altri 3 gol in un minuto. Ma dai. Vardy, a metri a disposizione. E non arriva mai a me. Non ho parole, non ho parole. Se questa è la Weekends League mi dispiace, ma mi faccio le mie rivals e poi ciao. No, perché non è ammissibile, non è ammissibile proprio. Cioè, io sono una merda, nel senso gioco così in maniera amatoriale, faccio qualcosina di carino ogni tanto, ma no, che cazzo, cioè, perdere sempre così. Veramente non è umano. Fred. Cioè, non è umano. Gameiro. Lacazette. Gameiro. 2-0 eravamo, se non vinciamo sul 2-0 la vedo grigetta, Niente da fare. Grande uscita a valanga, coraggiosa del portiere. Sì, se l'hai trovato addosso prima di poter tirare. Lucas. Più ne perdo, più la frustrazione aumenta. Vardy. Dai, sapevamo, sclero, l'ho scritto anche nel video. Da fare, ragazzi. Aerotrack non posso farlo, ragazzi, l'ho già spiegato perché devo aspettare la promozione. E poi devo giocare a FIFA, cioè stiamo giocando a FIFA, cioè non è che perché perdo devo cambiare gioco. Dai, supportiamoci insieme e vinciamo una cazzo di partita, Dio Cristo. Cioè, Dio Cristo. Avere i coglioni e vincere la partita. Ne vinciamo una ma ricominciamo un filotto.
Dai raga, dai. Basta con le lagne, anche da parte mia, e vinciamo la cazzo di partita. Prosegue la maratona della Food Champions Weekend League con questa sfida che sta diventare sia lo Stefano Lava. Si comincia. Non credo esista altro torneo al mondo in grado di mettere contro le più forti squadre del pianeta nell'arco di 2 giorni. Si aspettano sicuramente duelli tutti da gustare. Ecco la formazione iniziale. 4-4-2 con rombo, il modulo con cui si presenta in campo quest'oggi. Importante anche il ruolo del trequartista che dovrebbe agire alle spalle del... Lasciamo perdere, ho fatto 7 partite, 5 sconfitte e 2 vittorie. Ecco i titolari. 4-3-3, il modulo scelto dal tecnico per il match. C'è spazio davanti a sé. Occhio al tiro, ci è arrivato il portiere evitando un gol sicuro, splendida parata in culo. De Bruyne, pronti via, ed è già arrivato il... Sarò anche scarso, ma i gol li faccio sempre però. di attaccare sin dall'inizio per provare a sorprendere... Sarò anche scarso, ma i gol li faccio sempre. Sembra aver funzionato. Number 10, Kevin De Ed ecco Bruyne. dunque arrivato il primo Sarò gol anche di scarso, 1-0. perché lo sono. Cercano spazi. Callejon, conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. Concentration please, bravo, dai. Che non ha passato il pallone. Dopo se... Prima vinco, prima vengo su Discord e giochiamo su Discord. 50 presenze quest'oggi. Però cerchiamo di vincerne una in maniera in concentrazione, porca di quella vacca. La mette in mezzo. No, dai, ma subito, ma niente da fare, niente da fare. Per il gol segnato che ha subito immediatamente... Non riesco, ma è incredibile, oh. Hanno segnato al termine di una splendida trama. L'ha messa dentro, ha sfruttato al meglio Goal l'ottimo for the cross dalla visitors. fascia. Praticamente un cioccolatino. È impressionante. Non ha lasciato Impressionante. Perfetta, imparabile, Stefano. Non ha sprecato questo cross imitante. Guarda il movimento in aria. Attenzione a De Bruyne. Puntuale qui il difensore nel recupero. Qui il difensore ha delle responsabilità. Bravo Van Nistelrooy. La toccata per ultima del difensore e dunque calcio d'angolo. La mette dentro De Bruyne. Che a me chiaramente non mai di angolo che sulle rival se non si è un casino. Marek Hamsik. Lo ferma ma non controlla. Pallone in fondo pericoloso. Vardy punta alla porta, è solo. Vardy! De Bruyne! Grande opportunismo dell'attaccante che arriva tutto in rete dalla respinta del portiere. Goal for the Il punteggio Wolves. adesso è di 2-1. Number 10, Kevin De Bruyne. Lorenzo Insigne. Sarà che forse commentare, commentando è più difficile, ma mi deconcentro. Proviamo a parlare un po' meno, almeno per una partita. Entra bene in scivolata, senza fallo. Marco in contropiede. Palla profonda per Van Nistelrooy. Ottimo il colpo. Che bravo il portiere qui che salva. Una parata Ma porca puttana, le azioni le faccio, Palla che finisce in acqua. Pjanic. Raja Nainggolan. Insigne. Marek Hamsik. Pjanic. Ecco Nainggolan. Bailey la risolve. Palla messa dentro. Dai, il gol di Insigne di testa mi aspetto, dai, che lo so che segni Insigne di testa, guarda, me lo ci scommetto i coglioni. Occhio a Pjanic. Buono il tempo di recuperazione, si raccoglie. Allora, il gol di Insigne di testa. Occhio al cross di Pjanic. Aspilicueta allontana. Occhio a Nainggolan. Salta la scivolata. Nainggolan Guarda che le arriva subito, mamma mia. per Insigne. Non Niente, io pago tutto, cioè qualsiasi cosa la pago. Dare meglio qui l'errato piazzamento del... È impressionante, oh. Miranda. Nainggolan rotto è più forte che da vivo. Cioè, boh. Insigne. Perso il pallone. Fernandinho. Kevin De Bruyne. Calcio d'angolo a caccia del gol
Non posso farlo così presto. Occhio all'angolo di De Bruyne. Non riesce a bloccare, attenzione. Bravo Vardy, bellissima stazione, grandissimo gol di Vardy. Io faccio bei gol, tu sei una merda. A priori. Tanto siamo creati fino al 10-1, non possiamo gioire, quindi non è che mi esalto tanto, insomma, però i gol li faccio, ecco, non sto sfigurando in sta weekend League, la mia prima della mia vita. Non facile per quanto si è visto finora. Marek Hamsik. Pjanic. Perisic. Può servire un compagno. Nainggolan. Hai rotto anche Fred Flintstone. Occhio qui alla ripartenza. Lunga, lunga, lunga. Pallone tranquillamente fra le braccia del portiere. Fred è morto. Ottimi i suoi passaggi oggi. Un'altra buona giocata. Buon possesso palla, cercando spazio. Bravo Pjanic a recuperare. Sale Insigne. Guarda Insigne, ma è un nano di merda. Ma da... Ma non... Ma basta con sti rigori contro. E viene dunque ammonito. Basta. Intervento scomposto questo, chiaramente falloso. Il replay, come vedete, evidenzia l'intervento falloso in cingolare. Deve frenare la sua potenza. Ti prego, sbagliala, sbagliala. Freddissimo dagli schermi. Niente, non è possibile, non è possibile. Ho cercato di tirarsi centrale. Precisa conclusione. Il portiere non poteva farci nulla. Stiamo assistendo a un match davvero emozionante sul risultato di 3-2. Ma non kick-off glitch mai proprio, no? Perché qua ho sbagliato io, però. Che intercetta il passaggio. Sediamoci almeno sul vantaggio, perché niente, dai, segna subito. 1 contro 5. Insigne di testa, dai che manca. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Marek Hamsik. Perisic. Brutto passaggio, recupero palla. Quanti rigori subisco? Ma tutti Ma qua, ma c'è in Rivals 1-2 rigori massimo. Sbaglia il suggerimento Perisic. Mi sto nervosendo, purtroppo vedi, FIFA è per persone calme, non per pazzi come me. Questo è il mio vero problema. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Credo che i passaggi e questo vizio che li sta sbagliando. Ferma il gioco, si chiude il primo tempo, 3-2 più. 3-2, ma l'andazzo non è certo dei migliori. Positiva da incorniciare fino a questo momento. C'è anche la sua firma sul momento. Ah, ma segni di testa, andate tranquilli ragazzi. 45. Peccato se sarebbe stato importante andare sul 3-1, ma se stare sul 3-1, ma è chiaro che non si può. Cioè io segno bei gol da fuori, incrociati, arriva lui, rigorino, gol di merda sul rimpallo, tac. Mamma mia ragazzi, altro che andare a correre, c'è la weekend che ve la consiglio se volete fare esercizi e faticare. Ha dunque inizio il secondo tempo di questa sfida della Foot Champions Weekend League. Ed è qui che si deciderà la partita. Ma cosa vuoi che si decida qua? Si decide una minchia qua. Vardy, questo è importantissimo. E chiaramente lo sbaglia. Quando conta, lo sbagliamo sempre. Era importante andare subito in gol. Era una botta per lui, invece. Nell'occasione di prima, decisivo il suo intervento per rivedere il doppio svantaggio. Il gol che ho subito io, invece, è nella partita precedente. Potrebbero incrementare il vantaggio. Dai ragazzi, tutti insieme. Occhio all'angolo di De Bruyne. Questi sono i miei gol. Ma non basta.
Non basta. Guarda kick off. Eccolo qua, kick off. Eccolo qua, pronti. Kick off, kick off. Guarda. Non la posso toccare. Una rovesciata che è una cosa che so fare bene, le toglieranno, sono sicuro. L'unico bug che mi piace. No, ho sbagliato io. Ma le rovesciate le hanno messe per Ronaldo, chiaramente, cioè, è chiaro. Ma ci sta, perché è un arcade sto gioco, forse quello è il problema delle rovesciate. Lorenzo Insigne. No, non lo faccio vedere il gol perché io non sono stronzo come loro. Io non sono un bimbo minchia nutelloso. Ha sbagliato il tempo della scivolata, finendo per falciare il proprio avversario. Beh, questa è una distanza importante. Vedremo se proverà lo stesso a concludere in gol. Immagino Tonin che sarà tesissimo, Tonin che mi vuole su Discord per dirmi quanto mi ama. Me lo immagino Tonin. Cerca di ripensare alla partita, Tonin. Ti percepisco. E arriva il 4-3, ve l'ho detto, lalala. Non ce la facciamo. Ve l'ho detto, raga. Non ce la facciamo a vincerla. Non la vinci. Cioè, non mi bastano 4 gol. Dai, un kick-off glitch anche per me. Attenzione ai saltatori in aria. La mette dentro De Bruyne. Ecco. Deviazione fondamentale del difensore. L'unica roba che so fare, le rovesciate, me le toglieranno dalla FIFA, chiaramente. E me le prende sulla linea. Eccola, questo è il segno che la perdo, No, vabbè. Possibilità di contropiede. E il portiere recupera il pallone. Sarà fallo laterale. Pjanic. Perisic. Lorenzo Insigne. Guarda, da soli. La mette in mezzo con questo pallone. Ah, adesso la sofferenza è indescrivibile. Ecco Hamsik. Per vincere devo fare un altro gol almeno, minimo. Rud con il cuore. Rud, bravo. Supera l'avversario. Ma dopo sbaglia. Florenzi. Nainggolan. Marek Hamsik. Pjanic. Raja Nainggolan. Pjanic. Si avvicina all'area. Eccolo. Calcio d'angolo. Occasione per il pari. Facciamo velocità e speriamo. Cioè, non mi basta andare in vantaggio di 2 gol, ma è programma difensivo, tanto. C'è poco da fare. La palla arriva sempre a lui ormai. Tutti gli impalli suoi. Distinto il difensore. Spazza via. Jorginho. Werner. Siamo entrati negli ultimi. Jorginho è un giocatore che vi consiglio, Werner. Assolutamente, molto forte, non costa neanche troppo. Bravo qua Werner. Vai! Ma non ci credo. Ti prego, facciamo un gol, è solo importante. Van Nistelrooy recupera. Eccoli i miei gol, eccoli i miei gol. Le posso perdere tutte, io segno bene, voi siete delle merde. Leone. Tanto non basta, non basta, non basta, non basta mai, ecco che kick-off. No vabbè, cioè ma è impressionante. Ma guardalo. Sto bambinotto. Sto bimbotto. Il bimbotto, fallo. Il bimbotto. Ecco Van Nistelrooy. Il bimbotto. Ma porca trota. Stai zitto Kaiser, che ti inculo domani, oggi e forse anche tra 3 giorni.
Il portiere più lontano che può. Ho indovinato il cambio. Bene la trama qui. Il momento giusto, però sì. Eccolo qua, cambi glitch, va bene. Nainggolan. Buono il lancio da Marcano. Non è rigore, va, se dai il rigore ti ammazzo. È ancora sua comunque, ancora sua. Nainggolan. C'è niente da fare. Che si riapre. C'è niente da fare. Solo gol da recuperare col tempo. Cioè, Fiori, cosa posso fare, ragazzi? Devono crederci fino all'ultimo. Cioè, cosa cazzo posso fare? Momento all'altro, l'unico problema è che non c'è più tempo. Non posso vincere, non posso vincere. Goal for the Ci sono visitor. ovviamente anche Number delle 11, lacune Ryan difensive, ma insomma Nainggolan. il dato è clamoroso. Devo fare quello che odio, ma devo Sicuramente fare. divertente. Perché non sono capace di tenere palla. Un'altra bella trama, una fitta rete di passaggi perfetti la manuale. Sì, Pier, la squadra sta interpretando bene. Ciao David Beckham, dammi una mano anche tu con la tua bellezza e il tuo bene. 5 minuti alla fine, ancora in vantaggio di un gol. Kanté. Jorginho. Continua il giro palla nella propria metà campo, visto il risultato favorevole può essere una buona strategia. Ecco che la perdo e va in gol. Ottimo recupero di Nainggolan. Dio Cristo. Hamsik. Intercetta un pallone pericolosissimo. No, bene, la fa apposta, non ci... No, lo portava in porta Van Nistelrooy e andava a vincerla, non ci voglio credere. Recupera palla. Occhio a Pjanic. No, ma... No, non ci credo. Insigne. Palla che finisce sul palo. Non ci credo, ma perché? Is indicated there will be a minimum of 2 minutes 2 minuti che potrebbero regalarci ancora emozioni e spettacolo. No, tutte a lui, tutte a lui, tutte a lui! No, rimessa da là! Ma rimessa da là! No, vabbè! Non ci credo! Ma Bailly la risolve. non fischia! Sì! Mangiami il pene, vaffanculo! Ci è arrivato il portiere. Sì! 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 3 vittorie su 1000! Sì! E vaffanculo, andiamo su Discord. Mamma mia. Aspetta che mi tolgo un attimo la felpa, arrivo subito. E vaffanculo. E vaffanculo. Allora, adesso ragazzi su Discord dovete supportarmi ancora di più perché sono siete in live, ve lo dico. Ce l'abbiamo fatta dopo 6 ore. Però la stavamo pereggiando anche qui. Cioè, vi rendete conto che ha preso un palo alla fine? Ma che cazzo sto facendo? Cioè, ci rendiamo conto? Cioè, ho una sfiga che... Allora. Appena entra silenzio, non parla. Vabbè, non sento nessuno. Ma è entrato. È bello sto disco, sta piacendo. Sento una Chi è sto minchia. comando veneziano che è entrato? Mi sentite voi? Ma mi sono sentito in live, me l'ho messo in live, che pazzo. Esatto, tipo strano. No, io adesso l'ho mutata la live, che se no sento doppio. Anch'io sono venuto Però là. è entrato... Anch'io. Mi sentite? Mi spiace. No, non ti sentiamo. Ciao porco. Sento triplo. È finito il glitch, sì, un applauso al glitch. È finito il glitch, Sento un cazzo. un applauso al glitch. Mi sento attraverso. Proviamo a rientrare. Sono 2 ore per entrare su Discord. Dio Cristo. Una roba giusta, mai. Nessuno mi risponde. Ma oddio, madonna. Credo che qualcosa non funziona. Entra. Shhh, non... È uscito. È entrato. Entra, esce. Tipo un de stella, ma che stai a fare? Ma Sei bello.
Tu non ci sente. Come Come Bella. censurarsi? Come fanno a non sentirci il culo? Aspetta, faccio qua. Allora, se nella chat della live ci sport. sentite, scrivete Michelotto, Gay. basta, Non vi non sento, lavorare. Chiamato non lavorare. Tutti quanti. Sordo che... Tempo tu. Ancora il sordo Glitz. Sento niente. Non lavorare. Ma A mi me sentite o gusta no? molto. Porca puttana, me lo potete scrivere. Grazie. Io ti sento. Anche io ti sento. Sentiamo, Entriamo in un'altra sentiamo. stanza. Metteteli in chat. Tipo se- interviste Cume, entrate qua. Vediamo se qua. Provate a entrare su interviste Cume. Provate a cambiare chat. Non so. Aspetta, io posso entrare. No, neanche qua. Gridando No, lui. no, ci deve trascinare lui nella stanza là. Eh sì, ma è rientrato. Ma che cazzo fa? Cosa succede? Come che cazzo stai a fare? Vabbè. Excuse me, what the Cioè, non mi fuck? sento. Scusami, che non ho tutto storto. Vicina. Eh È sì. stupenda quella, è stupenda, è proprio bella. Ma porca puttana. E non ci sente, e non ci sente, e noi lo sentiamo bestemmiare la la la. E porco di... Se quelli live ci sentono, condividete. Togno mangia qualcosa. Togno mangia qualcosa. Sento un cazzo. Però vedo che in realtà mi dà le cose. Cos'è che condividi? Ma con chi sta parlando? Scusate, Capisco. non ho capito. Ma perché c'hai Parla con la live. Ok, vado Hanno all'intervista. scritto Togno. Sono nelle interviste, Come? Mi senti? Come? Niente. Ah, prova a entrare sull'asta. Prova a entrare su Asta, perché secondo me c'è un problema. Vai su Asta. Paul. Perché qua per esempio non ho un lucchetto. Prova ad andare su Asta e Fantacalcio, Guy. Niente, neanche qua. Ci senti? Andrea No, Conti. vedi, non ho lucchetto. Conti uno. Non ci sente, non ci sente. Secondo me ha tipo il, Ma perché il stai in volume alta di disco di fantastica? Piontek. Ah, sì, 5. 3. 5 come 3. Non so cosa fare, cioè. E non lo so. Offri fate per una Piontek. tenda. Siamo a 10 Ma no, come, non ce li offri. ho mutati. Niente, come non offre, vabbè, come non vuole Piontek. Non Conti offre, vabbè. 1, Tutti a posto, infatti. 2. Io non so conti a cazzo 1 fare, come ve lo cioè, so prendere. mi stanno girando i coglioni. La cosa bella è Uno. che finisce su FIFA ad incazzarsi, inizia su disco. Che cazzo fate? Che... Usciamo. Fai un gioco di prestigio tu. Non riesco un cazzo, ragazzi. Sto andando via. Io con la testa. Ah, perché il come non dice c'ho delusione in me. Ho delusione in me. Sì, Terence, noi sentiamo il Kuma. Porco Dio, mi si è E staccato il lui che non sente caricatore. noi. Ho delusione in me, è bellissimo. Quello era proprio Io non bello, mi sento. quel trailer. Non mi sento. Ma secondo me è dovuto al fatto che lui sta in live, tipo... No. Sì, Ha probabile. qualche Però impostazione l'altra volta lo strana. faceva. L'altra volta lo faceva. Quante volte ci abbiamo parlato Abbiamo con Perché lui l'altra in volta su live? Discord ci sentiva. Noi lo sentiamo il cume. C'ho delusione in me, come c'ho delusione in me. Non so che cazzo fare. Ho della delusione. Ma per me è abbastanza. senza motivo. Fiore, l'ho già fatto sta cosa. Non sono rimbambito. Yapep in questo momento sta parlando Michelotto. Allora. Ah, ecco, la mia la Forse riconosce. perché sono col programma XSplit, forse. Io sono Amedeo Doni. Io sono Io so- Peri.
Non lo so. Io sono Mencarelli infame. Ho tutto alto, Scherzando, quindi sono non capisco. traina, ragazzi, chiaro. Sono Io traina. sono Cannistra. Cannistra. Io 91. Decidete voi, insomma. Sì, un po' tutto. Io sono traffico. Sono il Bode. Io sono... C'è uno che ha la voce di Pio 3D. Chi è la voce di Pio 3D? Fiori, cosa Non facciamo? so chi sia Perché Pio 3D, non è che quindi. possiamo qua ad essere 20 anni, porca miseria. Ricordo la sua voce. Connessione Pio al 3D. canale vocale. Ma il bello, la cosa che mi fa ridere, ragazzi? ma la cosa che mi fa ridere è che quelli in live ci sentono, il come no. Fiori, vado, cioè, Mi fa perfetto. ridere, hai capito? Ma la cosa più bella è che sta uscendo e rientrando all'infinito. Non lo so, ragazzi, non so quale sia il Ma la problema. cosa più bella è che noi siamo Sinceramente. in questo momento, stiamo parlando dei cazzi che ci pare. Secondo me è perché In live, sono in nella chat. live, nella live Sono del in Cume, chat. capito? E lui non ci segue. Esatto. Ho registrato anche però con anche altre volte. Dopo eravamo su Discord, quindi ero sempre con questo. Ero dal PC, non dalla console, però. Come parla da solo. Ma è bello che noi parliamo, cioè, ragazzi, no, ragazzi della chat, proponete un argomento che ne discutiamo nel frattempo che il Cume risolve i problemi. Perché tanto voi ci sentite, il Cume non ci sente, quindi non so, proponete un argomento, di cosa volete parlare? Di fisica nucleare. Raga, mi dispiace, cioè, non va. Ma cosa dispiace? Cosa dispiace? Aspetta, allora raga, facciamo una cosa, aspetta, allora facciamo così. Allora ragazzi, qui al vostro ascolto avete non so, devo andare su Discord, Agi, cazzo. Paul, Cioè, avete Gervasi e avete coglione sta Tonnin. roba. Diteci di cosa volete parlare con noi. Del grande bar, Francone, non lo so. niente, ma io vedo che, cioè, io sento, come si dice, Cos'è che sente? il mixer mi dà che proprio state parlando, però non sento. Forse Kume deve chiudere Pornhub e aumentare il volume di dischi. è il virus di Pornhub. L'ho già fatto che dà 20 problemi. volte, piccola Medea, ti voglio un bene dell'anima, piccola Medea, però lo posso anche rifare, cioè non è un problema. Solo che bisogna anche giocare, perché sennò c'è la live, non è che è bella vedere una roba del genere, Fiori. Cioè, non è cattiveria. Solo la pasta. Grande. Niente, funziona così a Bologna, grande bolle. Ma quando una partita comunque... trovate qualche soluzione, perché io sto provando tutte, Fiori. Cioè, io resto va, perché va tutto. Probabilmente, forse registrando dalla console non posso fare sta cosa. Cioè, è strano, però non vedo altre spiegazioni, sinceramente. Vabbè. Se avete qualche idea, la proviamo dopo. Se devo giocare. Ok. Io aspetto, scrivetemi qualcosa, dopo al prossimo andiamo. L'ho guardato, vecchio, cioè, non so usare il computer, amore mio, ma non mi... È tutto regolare, tutto perfetto. Ripeto, sarà che va in conflitto con XSplit per console, non so cosa dire. Ancora, aspetta. No, perché quando fa così Tonyin vuol dire che devo secondare l'autismo di Tonyin. Allora, aspetta un attimo. Allora, impostazioni. Ok, ci siamo. Che sparo, cioè non è cattiveria, ma c'è tutto. Quanto me lo godo. Audio. Tutto perfetto, cioè, se mi sentite in live vuol dire che non è un problema. Ho capito l'auto, amore. Aspetta, provo a ristaccare e attaccare le cuffie. Non mi ricordo neanche qual è. Aspetta, se lo fa ste robe, ma porca di quella vacca. Aspetta un attimo. Allora.
Ok. Vediamo. Poi prova. E se non va adesso, non va più, Ma che cosa stai dicendo, ragazzi? Mi fate un po' paura. Chi è sto rumeno? Discord. Sta fantacalcio. Prova. Prova. Il come che fai test delle cuffie in live, bellissimo, epico. Mi dispiace, ragazzi. Sei tu cazzo. Come ci sta qualcuno e mi insulta. Raga, rimango sul sulla canale chat. comunque. Rimango qua. Aspetta. Fate fare qualcosa a voi, cioè non lo so, raga, cioè non... Ma fammi Sinceramente non il capisco. rumeno, vedi un po' che devi fare. Perché io non sono rumeno. Ah no, aspetta. Appicello. Ok. No, Apicella, signori. Apicella. Ecco Api. Api is back. Ok. Ecco Api. Grazie Api. No, anche lui è Van Nistelrooy, quello che sborro, quello forte anche. Al Van Nistelrooy Prime, ciao. Anche Cassi, sto qua mi spacca il culo, fioi. È ufficiale. Oh, ne vinco una. Cioè, incredibile. Torna in campo la Food Champions Weekend League con questo match che avrò il piacere di commentare assieme a Stefano Nava. Partita importantissima per i padroni di casa. Vai. Posizioni nella classifica mondiale. Un motivo Questo ci spacca. Questo è uno squadrone, ragazzi, al Van Nistelrooy Prime, cioè Roberto Carlos, Salah, canteglia tutti praticamente. con i due vertici piazzati rispettivamente come Diga avanti a difesa e supporto alle spalle delle punte. Il tecnico preferito dare maggiore copertura alla difesa. Grande Api. Là davanti, rinunciando qualcosa in mezzo al campo. Speriamo di perdere con onore con uno così. Ecco, si è trovata la soluzione, dopo me la dici. Adesso però, per favore, supportate il Cume contro questo giocatore che è abbastanza fenomenale. Anche Pogba, sì, vabbè, dai, però c'è. Speriamo che magari sia il momento a mio favore. Non si sa mai. Ho perso con squadre più scarse di me, ma adesso vinco con una squadra più forte. Ok, allora dopo sistemiamo. Tanto ormai la partita l'ho vinta, quindi cioè, posso che perderne 50 e entro sicuro. Ha capito tutto Matic. Pressing che attappa i suoi frutti, nuovo possesso palla. Vai De Bruyne. No, però dai, non siamo partiti malissimo, Si ripartirà con il corner. La mette dentro De Bruyne. Cazzo, stiamo giocando anche bene adesso. Devono già sbloccare il risultato. Attento per il portiere che se l'è cavata alla grande. Solo che lui ha tanti campioni, molto più di me, cioè. Può avanzare. Può contare sull'aiuto dei compagni. Van Nistelrooy recupera. Bello. Mamma mia. Mamma mia. Questo ha appena fatto un'azione, però abbiamo visto come gioca, ok? Benissimo, benissimo. Ma perdere contro quelli forti mi va benissimo, cioè nel senso ci sta. Ci mancherebbe anche altro, sono giocatori amatorialissimi. Vardy, prova un bel incrociato. Oh, che brutto. Vabbè, dopo mi spieghi, Tony, cosa devo fare in pratica? Da lì poteva effettivamente fare meglio. È stato davvero male. Matic. Con grande qualità ha saltato il suo avversario. Bravo Van Nistelrooy. C'è stata la deviazione provvidenziale. Sarà dunque corner.
Mi ha fregato. Occhio. Adesso sta cominciando a fare i suoi numeri. Fuori gioco. No, Fiola Eli. Incredibile la Eli, ragazzi. È tornata dopo 3 anni, 2 mesi e 25 minuti. Grande. Beh sì, ma anche Michelotto ha un amore per la Eli, non solo Tonio. Arrivato in Germania nell'estate del 2010 dopo aver segnato Ah! E qualsiasi altro portiere probabilmente preso gol qui. Non lui. Buono. Dai, comunque non stiamo giocando male, nel senso con un giocatore che Van Dijk, cioè veramente ce li ha tutti, De Gea in porta. Megoglioni, sto qua shoppato un po', poco proprio. Una piccola shoppata. alla girata sulla fascia. Attenzione, pericolo. Ammazza che numero, beh. Il punteggio si sblocca. Tifosi impazziti dopo il gol, comprensibile, la loro gioia. Quando uno ti fa un gol così devi solo stare zitto. Replay che ci permette di apprezzare il bel movimento dell'attaccante. Il gioco da ragazzi, metterla dentro da quella distanza. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Mamma mia ragazzi, che gollazzo che mi ha fatto. Kante. Matic. Mané. Buona l'idea qui. Adesso dilaga. Troppo forte. Ciao Tower. Troppo forte. Vai la Eli su Telegram sullo zoccolo duro. Creiamo anche la Eli. Peccato che abbiamo cominciato anche bene, ma appena cominciato ad attaccare, ciao. Sì, però perché mi devi mettere contro questi? Cioè, quello che mi dà fastidio. Sala. Kyle Walker. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Buono il recupero, possono ricominciare. Bailly. Dai, fiori, dai. Kevin De Bruyne. C'è campo per la ripartenza. Fred. Scusate. Azione interrotta. Collo dolorante. De Bruyne. Van Nistelrooy recupera. Buono. Attenzione a De Bruyne. Dai, almeno un golletto. Ma io sono su Telegram. Su Discord non riesco a collegarmi. Non so perché. Cioè, mi collego ma non sento. Palla nuovamente in possesso. Questo starà giocando al 10%, cazzo. Non può arrivare su questo pallone senza problemi il portiere. Spazio per il traversone. Occhio al la giocata profonda di De Bruyne. Fuori. Fuori. Che culo. Ho segnato e... Tony non mi ha ancora spiegato cosa devo fare. Cosa devo fare per far funzionare Discord. E ciao. Ecco Rocco Barocco. Coordinazione, postura del corpo disorganizzata, è normale che ne uscisse fuori un tiro del genere. Di testa,
Ma chi lo deve fare? Io o voi? E dimmi come, cioè non è così, che cazzo vuol dire, Tonio? Ha contribuito al risultato grazie al quale la squadra è andata al riposo con un gol. Può essere soddisfatto fin qui della sua prova. Tu, e come? No, Tony è andato. Aspetta, cioè, dai, dimmi. Dio santo. E toglie, come cazzo si toglie? Cioè, 2 ore. Cosa devo fare? Tanto vediamo se sento su YouTube. Però. Allora, chiudi Pornhub. Se voleva solo di... Come? Che non ci senti? Non sento neanche su YouTube, infatti. Come? Siamo tutti nudi, ci senti? Ti sto pensando, dalle impostazioni. Che passo! Il problema mio, ragazzi, devo... Mi sono sentito in live, bruttissimo. Non sento neanche sul tubo. Come neanche sul tubo li senti? Ma come non sente manco sul tubo? Ci siamo. Mi sento doppio. Io mi sono sentito. Perché deve togliere la moneta streamer. Vardi, attenzione, Vardi, non ci credo. Bellissimo sentire la voce virile di Toglin durante le cuffie sono accese, durante la live. Pareggio come indiano. Da 2-0-2-2 con un fenomeno. Questo è un cazzo. Che ha fatto non so quante azioni. Sarebbe bello vincerla di culo, ma non succederà, ve lo dico già. Però vedi, comunque i miei golletti li faccio sempre. Visto che ti si sente tramite la live, spara una sciabolata. Ma perché state urlando? Sono squadrone, cazzo. Sciabolata tesa. Che belle vibrazioni. Sarebbe bello un po' di culo anche per me, ma la vedo duretta. Ma sono io il coglione che fa la live aperta. No, Salah Momo. Togli la modalità. Attenzione, credibile. Bellissimo perché sento il Kume che parla tramite Discord, quindi mi anticipa quello che vedrò in live. Bella sta cosa. Esatto. Molto bella. Che bello. Zitti un attimo che deve parlare lei. No, ma Antoniene è un problema mio, perché anche su YouTube non sento. Scusa, ripeti Eli che quell'altro stava scatarrando. Questa partita provo a controllare le cuffie meglio. Ti senti bassa, però. Quello che devo riavere il PC, però cioè riavere il PC vuol dire bloccare la... Credo che lei stia parlando normale, siamo noi che urliamo, credo. Sì, infatti. È vero. No, ma siamo maschi, è così. Che vuol dire? Occhio, fioi. Come che vuol dire? Siamo così, cioè facciamo schifo, lo sai. Cioè. Che noi siamo stronzi e tu sei una personcina tranquilla. Minchia. Dai, che stai nervosendo, che sto avendo culo io stavolta. Vediamo se riesco a averlo fino in fondo. Raga, per carità. Perché c'è anche Zincaro? Pure Zinca sta entrando, di tutto. Come c'è anche pure Zincaro? Non lo voglio Zincaro. Entrano le donne, entrano tutti, dai. Vorrei vederlo senza squadrona, però questo, Bravissimi. No, aprimi Discord. Non entra nessuno. Dov'è? Ah, ecco, dice pure Asperad, però non lo so. Rude, sbaglia. Zinca? Era andato pure Rocco Balco prima. È stupido il Kume. Momo. È troppo stupido. Guarda che ti senti in live, Dai, un golletto stupendo e poi difesa, ti prego. Io in realtà non il Kume se si rivede la live sente dei grandi insulti. Esatto, che parla tutti. No, ma è stupido. Ci parla di sopra, non ci ascolta. Non riesce a togliere una modalità. Mi è caduto il dado. No, ma è bello che noi ci sentiamo nella live, ma lui non sente noi, capisci? Quello io è bello. l'ho mutato nella live, non mi interessa. Sì, pure io ho mutato la live, però se tu alzassi il volume della live, vedi che tu ti senti, non le guardo nemmeno, ma lui non sente noi, capisci? LOL. Lo so che ci sentite, Terence.
Ci sentite tutti. L'unica persona che non ci sente è il Cume, chissà perché non si sa. Non ci sentiamo, mica lo sente che dico che fanno schifo le live. No. Dai, gol ignorante. Ma poi FIFA. Meno male che non ci sente, posso bravo, dire che è di merda. Infatti, meno male. Cioè, meno male che non mi sente. Ma meno male che non ci sente. Ma perché urlate? Ma non lo capisco. Contropiede di merda. Perché avete un non lo so, un microfono dentro la gola? Nella golla, sì, esatto, proprio lì. Oh mio Dio. Potrebbe essere una soluzione. Occhio, fioi, occhio, ste robe no, però. Io ce l'ho attaccata all'ugola. L'ugola d'oro. Lo so. Vai bene, l'uomo della provvidenza, Leone. Visto che il Cume non ci sente, posso dire che non sa fare neanche un passaggio, sì. No, ma infatti. Ma sa giocare, guardalo. Ma che è sta roba? Poi la cosa bella è che fa le live mentre fa la weekend, come se fosse... Tira! Non ci credo! Ma cos'è? Comunque io dico una cosa. Ma io sono famosissimo adesso, sono dentro la live. Ma è un rigore. Ok, basta. Dentro la live proprio, sei sulla live. Sulla. Spiaccicata sulla live. Le emozioni volano, signori. Allora, come girate la partita possibile, posso avere il culo finale di vincerla e così recupero le sconfitte immeritate. Werner, Timo, Dio Cristo! Mutate il Cume. Se io fossi quello che fa FIFA, mettere che valgono solo i gol rovesciata. Se non segni rovesciata non vale. Bellissimo, sono quelle soddisfazioni della vita incredibile. Esatto, sarebbe una buona cosa. Che ha inventato FIFA sarebbe... Perché non mi caga nessuno. Non si impegna neanche il Cume a cercare di aggiustare il coso. Ma non è capace. Mamma mia, che vergogna. Che vergogna. Tonnin Sottriore che si sta ammazzando per la modalità streamer non lo caga neanche. Ancora questa modalità streamer, il problema non è quello. Guarda come mi sono mangiato. Potremmo vincerla e non la vinciamo, e siamo sfiga. Si sta mangiando di tutto, si sta mangiando il Cume. Riusciamo a avere sfiga nella fortuna. Perché non sa tirare? Solo noi. Comunque 10 tiri a 9 in realtà, Eccezionale. Sta live comunque. Che cazzo sta? Ma dai, ecco lo stronzo. Attenzione. Ragazzi, ricordatevi che abbiamo un ospite di riguardo qua, non siate cafoni, dai. Non sento neanche una YouTube. volta che c'è stato Nin, facciamo i bravi, dai. Cioè, ragazzi, c'è una ragazza in tutto lo zoccolo duro, trattatela bene almeno, no? Dico io, scusa. Sciabulata morbida. Guarda che gol, ma porco Diaz, dai. Ma hai rotto il cazzo, hai rotto il cazzo. Ragazzi, Agi è posseduto dallo spirito dei piccinini, ecco, pallonetto. No, ma ciao. Ma porca puttana, però, cioè non è possibile. Non è possibile. Cazzo, non è possibile. Non è possibile. Adesso non sento il Cume cosa dice. Ancora, ma se non sento YouTube, spiega perché non sento YouTube. 2 gol di pallonetto ha preso. 2 gol di pallonetto, incredibile. Portano madonne, 3-2. Fischi per lui. L'ho recuperata bene, potevo segnare il gol. E segna su pallonetto, sto sfilo di zoccola che la mamma, che la troia. Mucchio selvaggio di madonne. Grandi ospiti stasera. Non va. Che merda. Incredibili bomboni di madonne. E allora voi ai social. Dai, Finocchio. A bordo campo. A bordo campo. Incredibile. Proprio lui. Fischi. Ma non di là. Zicti tu là. Proprio lui. Ecco. Che scandali, madonna. Alla fine non la meritavo di perdere. Solo rovesciate qua. Tasboro, Dio povero. Tatus. Attenzione. Madonna che partono dagli spalti. Dobbiamo volare in diretta. Incredibile. Terence ha detto che non si capisce una mazza e lui di mazze ne capisce, quindi ma tipo... Ancora 2 vittorie. La mamma di Gesù. Ora dimmi sta roba che devo fare, me la spieghi, porca trota?
Grazie. Tipo Ma è cosa scemo, è 3 ore che gliela sta spiegando. Attiva il codice, ma se non mi spieghi come si fa, grazie. Autistico, scriviamo tutti come autistico in chat. Impostazioni. Vai. Vabbè. Allora, scrivilo passaggio per passaggio. Ancora che ci prova con la Eli. No, è bellissimo. Mi dice, togli sta cosa, ma dov'è? Dove si trova? Ai. Come autistico. Vediamo se me lo scriviamo, perché non me l'ha ancora spiegato. Ma Ancora, Madonna, ma dove cazzo sono le impostazioni? Ok, impostazioni utente. Sapere le impostazioni. Io non ho parole, basta. Sai che lo smuto da qua? Ma perché seguo questa persona su YouTube? Che bella la mia classifica, ragazzi. Perché non è 3 vittorie su 9 partite. Comunque ti voglio ricordare, Eli, che tutto questo è registrato, capito? E dopo? In qualsiasi momento rivederlo e bannarti a vita, come tutti noi, tra l'altro. Non mi banna perché trova un amore No, il Cume le vuole un po' di ragazze. L'unica che c'ha non credo che la banna. Noi invece siamo più a rischio, perché di noi ne ha tanti. Un po' di ragazze era a bestemmia, ovviamente. In questo momento. Un po' di ragazze, una. Non c'è. Una. Ha risolto allora? Ci siamo? Ma quando Ci mai? senti? Un cazzo. No, è disattivata. Attivata. L'ha attivata, ha detto. Toglila. Detto che è disattivata, non la è già tolta, è già tolta. Che bello che è Ma come? No, questa qua è l'unica cosa. No, beh, nel dubbio attiva e disattiva. No. Niente, ok, non sapete che ho caricato il mio cellulare, posso staccarlo finalmente. Molto interessante. Osu. Che cos'è Osu, scusa? Un usurpatore. No, un gioco. Ma queste foto dei ribelli? Io sono qua, ma... Comunque ma non sento proprio neanche YouTube. Ma non era già levata, niente, proprio non c'è oggi, Ma non sento proprio niente. L'ho detto 20 volte che non sento neanche YouTube, il problema è mio delle cuffie, ma non capisco perché. Raga, riavvio il PC, l'unica cosa che posso fare è questa. E arrivo subito in live, un attimo di pazienza. Così. Facciamo. No. Ok, vai. Ma scusa, fate parlare un po' la new entry, scusa, cioè... Basta. No, è colpa mia, non dovrei sì, ma se parli con tuo padre, mutati. Siamo in live comunque, che bello. Sarà una live emozionante adesso, me lo vedo già. Ma ce l'avevi con me, scusa, Eli? No. Okay. Sotto, io vorrei capire Tognin quanto è arrapato, perché me lo immagino già, tutto infighettato, Tognin. Si è mutato, addirittura. E Michelotto dov'è? Sta preparando il tutto, allora. Ma non c'è Michelotto? Dov'è? Ah sì. Sono qua, sono qua. Come ti sto parlando da 3 ore? Dimmi, mamma. Ok, no, perché... Ma perché mi ignora di quelli? Ma c'era come? Conto così poco per te, non ho capito. Ma no, Michelotto, che il problema, sai qual è? Che per fare quel cazzo di lavoro che hai fatto, non ci siamo sentiti per non so quanto. Invece di coglioni, tu devi esserci sempre, Michelotto, sempre. Non devi lavorare. E ho capito, ma i soldi mi servono come? Ho capito! Cazzo senza soldi. I soldi piccolo dettaglio. Poi c'è Agi, Agi sta trombando perché Agi è sempre il solito. Sto qua, sto parlando io. Non ci caga proprio. Ascolta, no, bello, io senza soldi non sarei mai stato su Discord qua con voi, però vabbè. No, ma il problema è anche il PC ancora. No, ma il problema è che ragazzi, sto perdendo partite che merito di vincere, mi stanno girando i maroni, se permettete. Beh, come purtroppo FIFA è così, cioè non ci puoi fare niente. Si chiama script. Dai,
È la partita assurda che ha perso, quella che vincevi 2-0, quella è stata assurda, che l'hai persa 3-2 con quel rigore, poi... Lo so. Stava inventato. Infatti, cioè, io poi confermo tutto perché... La Eli ha visto tutto, quindi lasciamo parlare lei. Prego, Eli. Soprattutto, allora, il calcio d'angolo... Sono d'accordo, il calcio d'angolo c'era tutto. Sì. Eli, spiegaci il fuorigioco, dai. Fuorigioco, quando... Ma non lo sa neanche Tony il fuorigioco. Ma va. Troppo lontano e vaffanculo. da una linea. Bravissima. Aspetta ragazzi. 10 su 10, troppo a Eli. IGN alla play. Cosa stai dicendo? Vedi? Come una comunicazione di servizio. Io ho preso GTA, se ti interessa, possiamo giocare insieme. Sì, vuoi. ma che... No, sto arrivando, scusate, era andato un attimo di là, dimmi, non ho capito. Di là. Di là dove? Che cazzo fai? Ascolta, ho detto io ho preso GTA, quando possiamo ma va a giocare cagare, facciamo dei raduni. Sì, ma GTA non gioco più, però da un bel po'. Beh, ci torni per noi, no? Ma chi ce l'ha? A parte te? Io. Ma 92 tu non sei del... C'è Paul. Vabbè, c'è anche il tuo. Io, Tonin Ho sentito 92, parlavi con me, scusa? Sì, no, certo. Ma che hai detto? Non ho capito, scusami. Se sei del 92. Sì? Wow. 92 anni. Ma grazie. Per cosa? Lo mettiamo anche che vedo. Molto... Cos'è che ha detto? Aspetta, me l'ha detto con calma, non ho capito perché però. Allora, 92 meno 03. Cioè, aspetta. 92 meno 3 meno 13. Sono stata rimandata in matematica. Non penso di andare... Vuoi sapere quanti anni ho? Non ho capito, qual è la domanda? Sto cercando di capire la differenza. Io ne ho 26. 26. Puoi essere mio padre. Ottimo. Ma Dio. Se qualche agente ci sta sentendo, prova questa, capito? Non c'entriamo niente noi. È entrata per sbaglio, non la conosciamo. Se la finanza ci sta sentendo, la polizia postale, non la conosciamo. Però, cioè, non abbiamo fatto nulla. ragazzi, non è cattiveria. Però non sto capendo un cazzo, cioè, non è... Al solito. Come, ma hai ricominciato sta live, sì o no? Ragazzi, uno alla volta. Ragazzi, siamo in live da 10 minuti. Ah, ok. Sì, Grande adesso fuga. è live, scusa. Due vari. Ok. Alzate la mano per parlare e non parlatevi di sopra perché sembrate tante pecore. No, vedi la voce della verità, le donne hanno sempre ragione. Lo so, grazie. Mi hai alzato la mano per parlare? Sì. Io sto alzando la mano, ma non per parlare. Ecco, senti Agi, madonna. Lo facendo. Il solito porco Agi, mamma mia. Comunque Tonnine del 2009. Terence ha detto che se io posso essere tuo padre, allora lui è tuo nonno. Povero. Si sente vecchio, Terence. Rip Terence. Terence, vieni anche tu sul disco. Ma vaffanculo, ma tutte me le parlo. Terence, vieni che hai una voce bellissima. Ma perché non viene... Invitate gente a caso che sembrate le mani. Ma perché non viene Francone, che ha la vocina più bella del mondo, Francone? Ma Terence è il capo di tutto, qual è gente a caso? Non credo di avertelo chiesto. Ma Terence non è una persona a caso. Ma Terence non è una persona a caso. Cioè, se viene veniamo tutti. Ah, in tutti i sensi. Sì, ma io voglio il Kaiser, la vocina del Kaiser, fioi. Ah, anche vero, anche il Kaiser, sì. Comunque sul fantacalcio sono primo sul fantacalcio comunque. Che tu ce l'hai tra tu, scusa. Commenti a caso proprio così. Scusa, godo. Oggi pioveva per Chi è Maurizio? Ah, sono stupida.
No, ma bella sta live. Stasera ce l'ha con me, non so cosa le ho fatto, ma ce l'ha con me. Bellissima sta live, veramente, una roba... Ragazzi, iscrivetevi al mio canale che è stupendo ormai. Iscrivetevi tutti qua. Mamma mia. Chi si iscrive, dai, Kuma. Dai, come hai 20.000 mi piace, prossima live. Come sta la Giorgina? Come sta? Sta lavorando. A 90. Giovanna, quella. Sto dominando. Insomma, speriamo che ne sia brava Giovanna, brava. Ma cosa sta dicendo Michelotto? Ma Michelotto veramente è innamorato della Eli dal primo giorno, eh? È pazzesco. Non la conosco neanche, perché sono è cambiata la cosa. È pazzesco, Michelotto vuole la Eli. Io mi esimo da questa conversazione, vado via. Ok, ciao. Io confermo, polizia postale, Michelotto non la conosce, non c'entra nulla lui. Ma porca puttana, ma tutte me le para, oh. Meno male che mi difende Agi, meno male. Gol! Non si ricorda l'altra sera. Vabbè, ok. Come scusa? L'altra sera. No. Grazie, no. Come scusa? Questa è una comunicazione per la polizia postale. Io sono sempre stato a Tito Potenza, non mi sono mai mosso, non conosco questa persona. Arrivederci. Fai in silenzio. Senti, Michelotto. È la live del Kuma, stanno parlando tutti tranne lui. Vedi. Le vogliono bene le fanciulle. Aia. Cazziata. Aia. No, ma Michelotto veramente è bullizzato anche la sua mamma, cioè, lo sappiamo che il Mauri è così, cioè. Perché? Come ridi, sembri, non lo so, un elicottero che sta decollando. Un elicottero che sta decollando, buono, prendo il volo almeno. Comunque mia mamma mi vuole bene, Come, non è vero? Sì, ma il discorso è che ho fatto 10.000 tiri in porta e le ha parate tutte sto stronzo, cioè non te ne rendi conto? Come se non sei buono. Colpa di Guy. Ma che cos'è il Real Venezia? Praticamente è la speranza che un giorno il Venezia possa diventare forte, ma non succederà mai. Ma è qualcosa che esiste? No. È come Michelotto, non esiste. Non esiste, come Michelotto. Ah, ok. Ok, allora sono passato dall'essere pedofilo all'essere bullizzato e adesso non esisto. Bene, molto bene. Comunque Michelotto in realtà nei suoi problemi mentali una cosa bella ce l'ha Mauri. Come? Che è un bravo ragazzo. Dimmi Tonio, dimmi porco. No! No, vabbè! No, guardatelo ragazzi. Guardate sta roba, cioè. No, vabbè. Bello. Il Come che fallisce il gol della merda. Cioè sto dominando. Ma perché se tu giochi con... non mi hai parlato di sopra. Non è così. Dai, fate i bravi. Ok. Se tu sei quello con il triangolino rosso di sopra, sì, perché si illuminano anche i triangolini bianchi? Giochi due squadre? No. Barapapà. Ma in realtà è per far cioè penso sia per far vedere l'avversario, non lo so sinceramente, mi togli preparato. Forse Guy lo sa. Perché bene questo gioco. No, perché Guy è il più intelligente del gruppo, quindi pensa a tutti noi. Cosa? Sì. Puoi chiedere a Guy. Ma Guy è sempre silenzioso, Guy. Cos'ha Guy? È un po' un problema. Ma io sto parlando. È pensieroso. Sì, Guy è un po' in depressione perché Barella non segna più. Mi sentite almeno mentre parlo? Ma chi è? Una domanda. Ancora. La persona più piccola di questo Discord chi è? Io cane. Non lo so sinceramente, però mi ha parlato un'altra cosa il portiere. Tonnin penso, cioè dentro questo gruppo Tonnin. Sì, Tonnin è il più piccolo. Mentre parlo, Quanti anni ha? Tonnin sarà 17. Sì, Tonnin è proprio piccolo, tutto piccolo Tonnin.
Anche le braccia. Piccolo dalla testa ai piedi. Si guarda le braccia di Tonini. Infatti meno male che lui è piccolo, perché sennò... Raga, aspettate un attimo. Ma sta chiedendo a noi se lo sentiamo, Paul? No. Sì, mi sentite? Adesso sì. Sì. Ti sentiamo, sì, ti sentiamo. Mezz'ora che sto parlando e nessuno mi sente, bene. Che vuoi tu? Sei solo sardo, quindi ti emarginiamo, giustamente. Sei sardo. Va bene, ok. Certo Ci mettiamo sulla tua isoletta, Stella. Capisco. No, magari no, ma ragazzi, ci sentiamo domani, ragazzi. No. Ciao. Ma perché? No, ma cosa fate? Sono cattiva. No, scusa, se stai sentendo la live non volevo, scusa. No, ma Gaia ha qualcosa, ragazzi. Ora sono triste. Non è vero, non me ne Rigore? frega No? niente. Rigore? Sì, vabbè, comunque lo sto dominando e non riesco a segnare neanche con questo rincoglionito, cioè. Dimmi, Francone, dimmi. Non sai giocare. Lo so. Scarso. Tonino, cos'hai? Raffreddato. Lo sento, cazzo. Ma scusa, perché è andato via Gai? È andato via seriamente? Sì. Ora gli scrivo un messaggio dove mi dichiaro. Ciao. No, ma... Sì, però siamo troppo un casino, ragazzi. Dopo, cioè, se volete ci sentiamo dopo la live per 2 ciacole, ma così non si capisce niente, cioè. Ok. Adesso finisco sta partita. No. Ci sentiamo dopo. Sei antipatico. No, ci sentiamo dopo se volete. Che Tonin ci fa una chat hot. Ok. Come ok? Subito Tonino, ok. Ma perché il mio Guy se ne... Guarda che, cioè, se mi toccate Guy mi girano i coglioni. Cioè, Guy è il fondatore dello zoccolo duro. Io lo tocco ovunque, Guy. Vabbè, ho capito. In tutti i luoghi, in tutti i laghi. Ecco. Intanto domani se la farà con Dark e tu non ci sei domani. Perché? Un giorno potrebbe essere un buon triangolo. Vabbè. Un italiano, un ungherese e un rumeno. Sembra una barzelletta. E tu sei anche abbastanza vicino a loro oggi, Ciao, Paul. Oh, è tornato Paul, ecco, però non toccatemi Paul o mi incazzo. Ma se sono solo 450 km. È tornato Paul, ok, eccolo Paul. Ecco il sardo. Paul, stavamo scherzando, perdonaci. No, ma sono incazzato perché è sempre così. Ogni volta che vengo su Discord mi escludete solo perché sono sardo. Mi sta incazzando sta cosa. Cosa stai dicendo? No, ma allora, Guy ci prende per il culo. Guy ci prende per il culo. Vedi, torna Paul e segna il cume. Vedi, devi rimanere qua, Paul. No, comunque, ragazzi, se mi toccate, Guy è il fondatore di sto cazzo di zoccolo duro. Cioè, ok? Ma se tu sei il primo che lo prende in giro. Ma come? Ma Guy va per forza perché Guy è il mio uomo. Cioè, scusa, ci mancherebbe anche altro. Sai quante me ne dice anche Guy, soprattutto in intimità? Tu non hai neanche idea. Ci sentiamo domani, dai. Come ci metta sempre storie. In realtà non mi parla mai. Bianchini. Che schifo. Anche lui è falso come tutti voi. Ciao Fabri. Ciao Bianchini, l'uomo dai capelli inguardabili, grande Bianco. Ciao Bianchini. Toccami tutto. Sbiancami tutto. Io non mi viene a imbiancare casa magari. Che stai dicendo, scusa? Sì, ma ragazzi, cioè, però io quando vi ho lasciato l'ultima volta che ci siamo sentiti eravate ancora persone normali, adesso vi sento veramente presi malissimo, raga, ve lo dico, cioè. È l'effetto cume questo. No, a me non ti ricordi bene l'ultima volta che ci siamo sentiti, come? Perché? Cosa è successo l'ultima volta? Non era da quella fatta calcio? Basta, io ricordo un bel degrado, poi non so. Sì, per carità, è vero. Sì, il degrado c'è anche stato, però il discorso qual è? Che adesso però c'è una nuova, c'è la Eli qua, secondo te fare i bravi uomini, corretti, intelligenti e meravigliosi. Cioè, come noi seguiamo solamente il tuo culto, tu ci hai insegnato a comportarci così, noi ci comportiamo così. È vero, questo è vero. Seguiamo solo il tuo credo. Allora ragazzi, prima di tutto, quando ci rivolgiamo alla Eli, sentiamo del lei. No, del voi, del voi. No, ragazzi. Come state, cara Psychotic Star, anche detta Eli? Male. Lei Eli. Male. E come mai state male? È iniziato il segreto. Ma Michelotto rideva sempre così, non mi ricordo più. Sì. Non posso neanche ridere, vabbè, non rido più. Ecco, ma si incazza Michelotto, madonna, ma che zoccolo drogato che siamo, mamma. No, basta, adesso esco io. Hashtag Michelotto torna a lavorare. Sì, comunque Fabrizio ora se ne è accorto che c'è la Eli. C'è una ragazza.
Non c'è una ragazza, c'è la ragazza. Oddio, ma attenzione. c'è una ragazza. Ma no, è Francone che sembra una ragazza. Eli, scusa, saluta Fabrizio. Ciao. Ciao, sono la Eli. Come ciao? È il maestro. No, com'è che era il professore? Sì. Lo saluto bene. Comunque, raga, vi spoilerò una cosa di PES. Posso? Dici tutto. Allora, no, ma che, ecco, senti, ecco, vedi Eyman, vedi perché dopo Eyman lo censuriamo da tutto, che sport dice cagate, se spara le cagate Eyman. Allora, praticamente è stato un grosso problema. Praticamente siamo falliti in maniera definitiva, non esiste più il Venezia, ve lo dico subito. Ora è stata la Ah, ok, quindi è il momento Paul Buffa questo, quindi. No, e quindi praticamente visto che era un sogno, mi sembra, di qualcuno che... Oh, Tognin, porca puttana, mi fai parlare o no? In pratica adesso, come voleva, non mi ricordo se a Eyman o a Agi o che tutti e due, praticamente sarà la nostra squadra, cioè con le maglie personalizzate, logo personalizzato e sarà la nostra squadra. Era quello che volevo io. Ecco, perfetto. Quindi è una fantasia di Agi, quindi. Ok, fantasia agiana. Questa cosa l'hai detta in un audio su Telegram, tra l'altro. Perché io l'ho pensata così. Sì, l'ha cordata, e quindi i presidenti saranno adesso Eyman, Agi, Michelotto. Come? No, non sono capace a fare il presidente. E poi Tognin. Tognin è come sempre lo spilorcio, cioè la merdina di tutto, ecco. Quindi ecco, questo sarà il lotito della situazione. Bravissimo, no, ecco. Il giullare di corte sarà Tognin. Comunque ho vinto. No, quello è Pardo. Comunque ho vinto, ragazzi. Quello è Pardo, sì. Ogni tanto vinto. Nel frattempo il Cumi ha vinto, non ce n'è accorto nessuno. Ok. Nicolò Pardo che ci sta guardando da casa. Bronzo 1. Comunque finiamo in D. Comunque ragazzi, il Kaiser, cioè me lo ricordo, cioè il Kaiser era veramente la voce più bella della storia, cioè ragazzi, cioè, è un figo il Kaiser, cioè un uomo di 2,50 m che ha la vocina di Memole, cioè è incredibile, è meraviglioso il Kaiser. Esistono voci che non esistono. No, me lo porterei a casa, mi credi, che Francone. Comunque vabbè dai, sto in live alla fine, tanto ormai è andata così, se ne frega. Sì. Ma sì. No, comunque dicevo, guys, non pensavo sinceramente di batterti col Fanta la settimana scorsa. Grazie al cazzo, Riccardo non mi segnano manco di mano. Quanto godo! Quanto godo! Chi sta sfregando una forchetta contro il microfono? Non io. Sento brutti rumori. No, però ragazzi, non è cattiveria, però sì. C'è una ragazza, con calma, comportatevi bene. Non ho neanche visto la formazione del mio avversario, cazzo. Com'è, una squadra forte o no sto qua? C'ha due blu in difesa, c'è il portiere che fa bel passaggio, come bel passaggio. Grazie amore. In attacco ho visto Diego Costa, non ho visto nessun altro, non ci ho fatto caso. Grazie caro. Neto. Ok, beh, Neto è buggato però, Neto è buggatissimo, ragazzi. Ciao, in versione blu, non so cosa sia, che carta sia. Francese del Barcellona. Tognin sta morendo. C'è un altro Maurizio. Chi è questo? Imitatore. The Dog. Maurizio The Dog lo conosco, praticamente è un uomo che porta a spasso i cani. Chiama sempre Maurizio il Dio. Chissà come hai fatto questa associazione, come? Non lo so. Ma ascolta Michelotto, raccontami sto lavoro, come andate? Hai preso tanti soldi? Spiega. Abbastanza, sì. Sono Peccato che è durato poco. Ma ascolta, hai fatto qualche amicizia Però o no? lavoravo tutti i giorni. Hai conosciuto qualcuno? Qualche bella ragazza? No, quello no. Peccato. Come? Sono rimasto a secco da quel punto di vista. Vabbè, dai, comunque raga, altra cosa da dire, visto che siamo collegati, il discorso... rigore? Ma dove rigore? No, vabbè. Che stufo. No, come ci ha spoilerato il rigore. Comunque Eli, se stai parlando non ti sentiamo, Ma che rigore ha dato? Perché non si vedono gli iscritti del Cume? Godo, credo che l'abbia tolto lui. Cume, quanti iscritti hai? Non mi ricordo, 28.008. Ragazzi, l'ha battuto all'apicella, l'ha battuto. Sì, beh, quella volta, ragazzi. No, comunque stavo parlando di una cosa seria, ogni tanto anch'io.
Dai che lo faccio io adesso. Ah, peccato. Praticamente adesso sapete che Eyman è a Bologna, no? Ora l'idea è quella di andare a Bologna, visto che comunque Eyman ha fatto già un bello sforzo a venire a Bologna. Noi pensavo di andare là, cioè, ci state o no? Ci stiamo. Quando, scusa? Questo vi voglio chiedere, quando può andare bene a voi? Io a fine mese vado con la Giorgina e altri 2 amici a Mirabilandia, che è il massimo che mi avvicino. Sto in Romagna a fine mese. Dov'è? A Ravenna, A fine mese? Devo vedere con le... sì. Beh, devo fare un sabato però, per forza. Questo ve lo dico io dal 26 al 5 non ci sono a Milano. E io il 27 sono a Mirabilandia. Una cosa, ragazzi, se venite a Bologna fatelo il weekend perché no, la settimana sono sempre... No, ma è sabato, piccolo Guy. Per forza. Sì, per forza è andiamo sabato. tutti a Mirabilandia, dai. Andiamo tutti a Mirabilandia con Agi, dai. Ma non mi piacciono le mie tra l'altro, come domani io e Dark ci incontriamo, quindi... mi raccomando, Dark, perché non so se hai sentito le voci di Dark, sta attento. Guarda che va. Sta attento che Dark è un porcone. No, vabbè che è ungherese, però. È un porcone, appunto, guarda tutte le pornostar ungheresi, poi raccontami. Ma la Eli? Guarda, c'è ancora la Eli. Cosa? Ok. Tra l'altro Tognin voleva sapere parlate di cose strane del tipo Bologna e poi il fantacalcio e gol. Dai, parliamo di un discorso che la Eli Dai, Eli, cosa parliamo? Ecco, che cazzo, ma scusa, cioè... Ecco. Vabbè, dai, il discorso di Ravenna interessa anche lei, non so se vuole venire pure lei a Radu. Ecco, te pareva subito, Michelotto, vedi, Michelotto è innamorato perso, cazzo, non c'è niente da fare. Non lo so, ma perché solo noi possiamo andare, possiamo venire solo noi, veniamo solo noi, che cazzo, non lo so. Vabbè, ma lei abita in Sicilia, ragazzi, cioè... Sì. La Eli è lontana. Ti porta ma che te ne frega se è lontana? La Eli è lontana col corpo, ma vicina con il cuore. Non è lontano da camera tua, però se hai fame ti alzi e vai verso il che paragone, perfetto. Io mi inchino davanti a tanto paragone. Scusa, se la montagna non va da Maometto va dalla montagna, cioè circa così, adesso non me lo ricordo, però era quello un po' il senso. Vabbè, Maometto, montagnetto. Ma dai, ma dov'è il fallo? No. Comunque, ragazzi, ciao Frank. Ma quando volete fare nord e sud? Ma allora, ragazzi, cosa facciamo? Facciamo fine mese oppure aspettiamo magari la bella stagione? Io fine mese non ci sono. No, come non ci posso venire, non ci posso venire. Cioè, non si può fare. No, perché sennò potrei andare io da Guy, vado intanto io, così gli do una passatina a Guy e dopo come si... e dopo lo fai girare. Sì, però sì, il bello... scusa, ma tu quando sei da Bologna, Agi? Se devi zitti un attimo. Sono 4,50. 450 km. Non di più, 500. Aspetta, Agi, di Eli, che devi dire? Devo salutarvi perché devo andare a parlare con 2 persone che mi cercano e siccome mi cercano io devo andarmene. No. Ok, ciao. Un discorso che fila. Buonanotte. Devo andare per mi cercano e siccome mi cercano devo andare. Vabbè, comunque Eli, collegati quando vuoi, ci fa piacere. Yeah, ok. Ciao Eli. Ciao Eli, ciao. Ciao. Michelotto. Comunque, io stavo cercando di dirvi, no? Scusatemi. Sì. Tutti agli estremi, nord-sud. Io che sto all'ombelico d'Italia, venite qua nella ridente città dell'Aquila a beccarvi le scosse. Sì, ci becchiamo un terremoto subito. Ci becchiamo il terremoto in 02. Il più grande parco giochi mai inventato al mondo, con le scosse vere. Tutto gratis poi, capito? È vero, comunque lei ti regalano anche il tendone in omaggio. Però portava fortuna la Eli, però. Portava fortuna la Eli, cazzo. Ma secondo me è come se tu che sei scarso, non è che porta fortuna la Eli. Ma vaffanculo, va puttana. Ok, bannato. Ragazzi, addio, sono stato bannato, addio. Ciao Michele. Rip Michelotto. Comunque Michelotto, comunque vi piace l'idea dello zoccolo di fare la squadra col nostro logo, tutto?
Ovvio, però voglio vedere, voglio fatti, voglio foto, voglio vedere. No, beh, logo ce l'ho già, nel senso, l'ha visto quello, l'ha visto Heyman anche. È quello del fantacalcio con la donna che fa il fellatio. Chi era stato Alamos che una volta aveva proposto dei tipi di magliette per lo zoccolo? Ecco, io volevo chiedere una cosa a Guy. Guy, trovo secondo te online kit, come si dice, di fantasia su PES? Secondo te? Questo non te lo so dire. In che senso kit fantasia? Cioè, perché si possono creare? Come? Si possono creare? Lo so, però come si creano? Appunto. Qualche programmino mi sta qualche cosa, poi un file, ce l'hai. Guarda, allora il discorso è che quando creiamo la maglia, a questo punto ci sentiamo su Discord, perché intanto... Ciao Gaspe! Dov'è? Ciao, Gasperini! Scusa. Vabbè, Jacopo sarà già dentro la squadra, sia Gasperini che Oguccioni sono già dentro. Poi penso che metto anche Beckham, perché ho una storyline su Beckham. Cioè, ho già in mente una storia che dopo dovrà sviluppare Heyman. E niente, così insomma, ragazzi, era questa l'idea. Più che altro il problema, sapete, io volevo cominciare prima, però le ultime due patch della Smoke erano praticamente laggosissime, proprio buggate come la merda, i tatuaggi sbagliati, i giocatori praticamente con la pelle bianca, tipo cadaverica. E allora non potevo cominciare la stagione così. Cioè, capito? Tutto qua. Come ti avevo scritto, dimmi, amore. Secondo me ti conviene fare da PS4 con PES 19. Lo so, vecchio, ma su PS 19 non c'è neanche la serie B, vecchio. Non puoi neanche editarla. Ho capito, ma lo sai che si può fare con le patch? Basta che ti inverti la serie B e la Championship. È fatto. Ah, ok, sì, però comunque ci sono meno squadre rispetto al 18. Quello è il discorso. Beh, è chiaro, poi se vuoi fare su PES 18 fai su PES 18. No, faccio 18, vecchio, mi preferisco, anche se devo dire... Tu vuoi giocare su PES 18? Che pensavo... No, sì. Allora sì, si può già fare. Infatti, sì, ma guarda che la rosa è già pronta, il logo anche, la maglia sto pensando come cazzo farla. Cioè... Ha scritto Bianchini, ha detto c'è PES... Kit Creator dovrebbe esistere per PES. Lo so, io ho solo un problema. Spero sia una cosa non lunga, perché lo sapete che il tempo è sempre per me tiranno, diciamo. Ma non penso. Io non ti ha fatto due maglietti. Voglio dire, usi una trama di qualche maglietta che esiste, ci metti i colori che ti pare, l'arancione, quello che puoi usare, ciao, non è che dobbiamo fare questo è vero, però volevo fare una maglia, la nostra maglia, cioè non deve essere mia, deve essere nostra, quindi deve piacere a tutti. Cioè, volevo... Sì, ma vabbè, però noi accettiamo qualsiasi cosa, insomma, basta che ci metti una lap dancer nello stemma e no, io volevo mettere Tori, io volevo mettere... ma mi conosce Azia? Lo sa che sono un porco anch'io, lo sa. Allora tu sai come devi fare? Allora, tu devi fare i pantaloncini e ci devi spiaccicare tu metti sui pantaloncini, no? Sì. Sulla parte dove c'è il pacco, spiaccichi una donna con la faccia girata, capito? Come la testa verso il pacco, capito? Beh, si sta. Di una donna sui pantaloncini. Ci sta come idea. Ci sta. Tu fai i pantaloncini, sulla parte del pacco ci metti la nuca di una donna, come se fosse che ci sta capendo. Hai capito come, no? Ma ascolta, ma Tony c'è in chat? No, è andato via perché non stava bene, ha detto. L'ho sentito che stava male, cazzo. Ma così, ma per forza, ma Tony non mangia niente, ragazzi, è anoressico Tonin. Che cazzo scrive? E l'ha scritta in certo coin dietro. Ma l'hai vista la foto di Tonin? Ha il braccetto troppo magro. Povero Tony. Si nutre di bestemmie. Mi sembra che stia abbastanza bene. A parte che mi sembra che stia abbastanza, a parte gli scherzi, mi sembra che stia abbastanza bene, quindi è un po' ragionevole. È un po' magrolino. Sì, ma si nutre di bestemmie. Ragazzi, e sto Milan? Sto Milan... Allora, io posso dire la mia opinione che non è cambiata da ieri. Avrete pur vinto 3-1 con l'Olympiacos, ma avete giocato una partita... Ma no, facciamo cagare, facciamo delle merde, siamo... No, nel senso, ci sono con Sassuolo avete giocato bene. Sì, ho capito, male. Ma capisci qual è il problema?
70 minuti penosi con l'Olympiacos, poi 10 minuti che avete segnato e basta. Comunque siamo riusciti. È il Sassuolo che ha fatto cagare, non è che mi vedo bene. Sì, ma siamo riusciti. Avete giocato meglio. Guarda che il Sassuolo meritava il 2-0 al primo tempo. Meritava il 2-0 Sassuolo al primo tempo. Ci ha salvato il coglionazzo di Donnarumma. Beh, no, 2-0 no. Beh, insomma, noi abbiamo sbagliato abbastanza. Mi ricordo solo il pallone di che sì, le cose, ci sta. Cioè, la traversa pure di Suso. Vabbè, Abate va salvato pure un gol già fatto di Francesco. Sì, ma comunque il problema, sapete qual è, ragazzi del Milan? Che intanto, vabbè, purtroppo, se guardi la partita con Atalanta e Empoli, se ti mangi quei gol meriti di andare in Serie C, neanche in B. Cioè, perché tu non puoi mangiarti quei gol a quei livelli, ragazzi, non è ammissibile. Stiamo parlando, per quanto il Milan non sia più il Milan, lo sappiamo che ormai il Milan è diventato una squadra piccola, però non possiamo mangiarci sti gol, dai, fioi. Cioè, adesso col Chievo, ragazzi, che ve lo dico già, che saranno i primi punti del Chievo, cioè, preparatevi. Cioè... No, che mi sono giocato l'1x, come, no, che cacchio. Vabbè, può pareggiare. Il Chievo sarà come il Benevento l'anno scorso, capito, più o meno. Sì, ma sì. Comunque Cutrone è l'unico campione che abbiamo, a parte Higuain, che vabbè, ma è Cutrone. Cutrone ci mette l'anima, Quando entra in campo lo vedi che ci prova, fa tutto, capito? Sì. Comunque se posso dire la mia d'esterno, io dite quello che volete, ma Gattuso sarà pure inesperto, ma per me non è lui il problema. Ma il problema, sai qual è, sarà secondo me? Sarà pure inesperto quando volete, il problema non è lui il problema. Ma Gattuso, per carità, mica voglio bene a Gattuso, cioè... Il discorso è che con Conte ti caveresti 6 punti in più. Sicuri. Almeno 6 in più ti caveresti. Capisci? Quella è la piccola differenza. Che con Conte è riuscito a portare l'Italia quasi in semifinale con Pellè. Ho capito, però il problema di Conte secondo me è che espreme troppo i giocatori pure. Beh, sì, come Mourinho da questo punto di vista, è vero. È vero, questo sicuramente. Però meglio spremerli che avere una squadra spompata che corre e non corre, cioè nel senso... No, è vero, hai ragione Agi. Adesso speriamo che con la pausa si rientra Conti può essere il nostro top player. No, ma sai cos'è il problema di Conte? Che si è visto pure con la Juve, in campionato tutto bellissimo, fortissimo, vabbè, ma era una Juve di merda, vecchio, c'è le stighe a ribbia. Sì, cioè, certo, era una Juve di merda, no? I 100 punti l'abbiamo fatti con Tevez, Pogba, Vidal e il resto. Però una cosa sola, se facevi bene in campionato dovevi mollare qualcosa in Champions League e in Coppa Italia, si è visto infatti, che con Conte abbiamo vinto solo scudetti. Però dobbiamo andare bene in campionato e tornare in Champions. Comunque sì, certo, ma per questo Conte è buono per far ripartire il progetto e fare una squadra buona, però non sa affrontare la stagione su tutti e tre i fronti, deve sempre lasciare qualcosa la devi sempre dare per scontato che la perdi. Cioè invece tipo non è sbagliato, come ragionamento non è sbagliato, lo condivido anche in parte. Il discorso è che più che altro adesso Conte sarebbe proprio perfetto per il Milan, proprio perché essendo noi una squadra mediocre, noi siamo, lui è il punto di riferimento, hai capito? Come ha fatto con la Juve che eravamo settimi, due settimi posti? Per rilanciare la squadra serve, ma non gli puoi affidare il progetto a lungo termine, capisci? Quindi tra 2 anni siete punti a capo, quello ti vuoi far capire. Ma magari tra 2 anni hai comprato 1 o 2 top player stati in Champions e ora può arrivare anche un allenatore diciamo diverso. Hai capito? Alla Juve non avevano comprato top player, per questo se n'è andato dalla Juve. Alla Juve non gli avevano mica comprato dei top player. No, ma là c'è stato qualcos'altro anche, fidati. Che non sappiamo. Sì, però tanto non gli hanno comprato, ragazzi, voleva Quadrado e non glielo compravano, poi l'hanno comprato l'anno dopo ad Allegri. Però adesso a livello di mercato non c'era. Adesso comunque ragazzi la Juventus, io sapete che sono più sportivo, nel senso amo il bel calcio e posso dire proprio con certezza che la Juve è veramente un'occasione quest'anno di vincere la Champions. Per me è proprio la più forte in assoluto, non ne vedo di più forti della Juve. In assoluto no, però ce la possiamo, abbiamo una bella chance. Però purtroppo siamo la Juve. Sì, però dimmi chi hai visto più forte adesso, in questo momento. Non lo so, secondo me molti ancora non stanno andando a pieni giri come secondo me. Ma per carità, noi stiamo andando, andiamo un po', diciamo. Sì, ma ragazzi, ma voi giocate al 10%. Sì, ma ragazzi, ma voi giocate al 10%. Cioè col Napoli avete giocato forse al 30%. Ma in campionato giochiamo in discesa, però è normale, ma in Champions League hai giocato contro il nulla per il momento. Io vi vedo col Manchester che faranno anche se ma anche il Manchester è scarso. Anche il Manchester è scarso.
Il problema della Juve non è chi scende in campo, è la testa. È sempre stata la testa. Cioè, ha vinto sempre poco perché si perde. In Champions si perde, non c'è la mentalità giusta. E per quanto riguarda... Tipo, scusa, ci interrompo, c'era il Milan, sì, il Real Madrid l'anno scorso, a prima parte di campionato ha fatto schifo, poi dopo però, nella seconda parte, ha vinto tutto. E quella è la differenza. Invece noi facciamo il contrario, ci arriviamo tranquilli, aprile dopo aprile spendiamo tutto. Vinto il campionato non esiste più la Juve. Cioè la Juve, ragazzi, la Juve ha perso le Champions League con Lippi, con una delle Juve più forti della storia, cioè, quindi parliamoci chiaro, con Borussia Dortmund e Real Madrid, cioè sono state due finali pazzesche, la Juve era favorita di più, eppure le ha perse, con l'Hamburgo uguale, cioè il problema della Juve purtroppo è che è una questione di DNA, di mentalità, di tante cose. Sì, su questo siamo tutti d'accordo. Il Milan è il contrario, il Milan in Italia ha sempre fatto, sì, qualcosa di buono ma poco, però in Europa, insomma, ha sempre detto la sua. Poi c'è l'Inter invece che fa bene tipo ha fatto 2 cicli nella sua storia. Mourinho e Herrera, con la parentesi tra pattoni, basta. Che cosa? Io non ho fatto niente, che è stato addio. Che sono state cose infondate. Non lo so, sai che ti scorregge. Comunque ragazzi, ho vinto 2 partite per la cronaca. Perché siamo noi che portiamo fortuna. No, sinceramente come vuoi sapere perché? Perché prima eri da solo, allora io lo provo anch'io, quando ti metti a giocare da solo per i fatti tuoi, ti incazzi e non capisci più niente, ma sei distratto che stai parlando con noi e giochi più tranquillo mentalmente, sei più sciolto mentalmente, sì, capito? Può essere, e vai tranquillo e vinci. Questo è forte però secondo me perché è una squadrona, non ho visto che squadra aveva. Penso alla Bundesliga, da come si chiama, Mia San... Non lo so, però Robertson, Sanchez, Plon, no, sono tutti inglesi. È una Premier. Sì. Comunque dai, sono contento che siamo sentiti, però dai, sono contento perché cioè proprio lo zoccolo veramente è l'anima di YouTube, cazzo. Ma più che sentirci, guarda come sono contento che stai tornando con le live, che veramente prima che me ne andassi io a lavorare che non facevi più live, forse a maggio qualcuno l'hai fatta. Quando me ne sono andato io. No, quest'estate ne ho fatta qualcuna. Quest'estate ne ho fatta qualcuna di tennis. Però poca roba. Pure di PES, sì, mi sa. Sì. Ma lì ricominciato con lo sì, ma il discorso è che sono stati un sacco di casini poi l'estate, sempre bastare col caldo, il PC va al massimo e poi magari esci con gli amici, cioè sempre un casino. Adesso sicuramente è il momento giusto è per ricominciare soprattutto sta cosa nuova con PES. Aia. No, sono curioso di vedere come fai. Se le divise, se le fai tu, sono curioso di vedere come le fai. Anch'io sono curioso. Molto curioso. Sto vedendo prima il sito, si possono personalizzare come un occhio. Lo so. Comunque ti ripeto, io mi aspetto uno stemma con una lap dancer tipo la sagoma del lap dancer, sai, scura, che non si vede, proprio solo la sagoma. No, ma se vai sul mio sito del Fantacalcio di Guy, c'è già il logo. Lo mando io in chat. No, con la capa di dancer. Perché che logo hai sul Fantacalcio, Agi? Agi, sì, scusa, Paul, che logo hai su Fantacalcio? No, il mio logo. Quello del culo. Ah. Ora ve lo faccio vedere. Sì, mandalo come che lo vogliamo vedere. Io non posso. Come mi arrivano? Però no. Mi arrivano delle indiscrezioni. Lascia perdere. Mi arrivano delle notizie un po' curiose. Cioè? Mi arrivano dei biscottini abbastanza, a quest'ora abbastanza caldi. Di Raiola che apre al Milan e di un possibile Pogback. No, io la butto così. Ma a pare che neanche ci serve uno come Pogba, nel senso può rimanere là quando vuole. Pogback alla Juve. Ah, ok. Pogback alla Juve. Ah, ok. Ha detto Pogback, un ritorno di Pogba. E invece Raiola invece è nella sede del Milan, non ho capito. Io voglio Ibra. Apre al Milan. Io voglio Ibra. Ibrahimovic. Ragazzi, Ibra è ancora decisivo a 106 anni. Cioè... Ibra può fare quello che vuole anche quando sarà morto, sarà decisivo. Ho sbagliato il rigore, porca puttana. Non lo stiamo ancora vedendo. Bello. Ma è difficile bellissimo battere i rigori. Questo vogliamo. Quello è lo stemma.
Bellissimo. Grazie, amore. Però mettici una scritta, si può mettere una scritta, tipo, che ne so, Zoccolo Duro, FC, non lo so. Beh, la squadra si chiamerà Zoccolo Duro Team, quindi già questo, insomma. Però sarà bello, perché poi Eman dovrà inventarsi di quelle storie, perché adesso con la cordata, cioè, sarà un casino. Con Ronaldo comunque c'ha sto stronzo di merda, Ma Ronaldo il fenomeno? Ah, Ronaldo CR7. No, beh, sì, no, Ronaldo il fenomeno mi sparavo. Comunque se arriva Ibra, ragazzi, ci credo al quarto posto, Solo se arriva Ibra, perché Ibra è troppo decisivo, c'è poco da fare. Se volete il terzo posto dovete assolutamente vincere domani. No, sì. Non giocate domenica. No, dobbiamo vincere. No, ti spiego, dobbiamo vincere col Chievo, il recupero col Genoa e assolutamente con l'Inter. E con l'Inter. Vabbè, però prima c'è un'altra partita prima del Genoa, che il recupero c'è... No, c'è Chievo-Inter, c'è Chievo-Inter e dopo non mi ricordo. Ah, c'è il derby dopo la pausa. Sì, stanno nazionali, poi... non sta il Genoa? Solo che il derby... sta l'Inter e poi il Genoa. Solo che, ragazzi, il derby, ve lo dico già, preparatevi che sarà durissima. Bellissimo sto logo comunque. Grazie, amore. Ma il derby è il derby, però. Il derby... lo so, però l'Inter... Di solito vince chi sta messo peggio. Beh, sì, è vero, però l'Inter ha il difensore più forte d'Europa in questo momento, Skriniar. Come Skriniar non ce ne sono. È una roba, Skriniar... L'Inter ha tanti bei giocatori. Ma Skriniar è troppo più bello. Cioè, poi al 9... Noi prendiamo sempre gol da chiunque. Sì, cioè anche se metti un bambino merdoso in campo ci segna, capito? No, deve rientrare Caldara. Il problema nostro è quello. Deve rientrare il Cald. Non so se risolve. Ma Caldara è un difensore vecchio stile. Ma sarà però da solo un po' difficile. Secondo me sono gli schemi in difesa che non vanno bene, non è il singolo. Ma per forza. Le linee, la chiusura lì, cioè non chiudono bene, forse non sono neanche abituati insieme, quindi devono semplicemente un po' affiatarsi, però boh. No, il problema è che poi, vi ripeto, deve rientrare Conti. Voglio vedere Conti, perché Conti è il nostro top player, Fioi. Cioè, Conti è un fenomeno, ragazzi. Conti, Caldara, Romagnoli, sarebbe una bella difesa. Sta giovane, Poi anche il... Sì, ma Conti, sinceramente Conti ormai è morto coi funghi ormai, No, tranquillo che Conti... Se non ha sfortuna che si rompe problemi veramente seri, ma spero per lui di no, perché sennò si ritira, Conti può diventare il terzino migliore d'Italia. Ma sono 2 anni di inattività, come. No, beh, non 2. Io lo so, Conti è forte, 1 e mezzo. Sono quasi 2 anni di inattività. 1 e mezzo. So cacchi. Vabbè, però è piccolo, è magretto, non ha una fisicità incredibile, quindi fa presto a tornare in forma, capito? Non è un giocatore pesante alla Higuain che adesso cioè, capito? È un giocatore leggero, fa presto di tornare in forma. Vedremo. Dopo è chiaro che bisogna fare acquisti, bisogna comprare un Savic a centrocampo, un altro attaccante fortissimo e un'altra ala, cioè c'è poco da fare, perché comunque Çalhanoğlu, io lo vedo trequartista, per me non sarà mai un'ala Çalhanoğlu, però vabbè, si ostina a metterlo là e allora vaffanculo. Suso fa una partita bella e 10 schifose. Guarda, io l'ho visto molto ieri, come sta cosa, che dici tu, se non gioca Suso bene, il Milan non riesce proprio a attaccare. Beh, chiaro, è l'unico che fa qualcosa. Però Suso, qual è il problema di Suso? Che fa sempre quello, fa sempre quella cazzo di mossa. Però secondo me... se la palla non viaggia sulla destra, non facci caso, voi attaccate pochissimo sulla sinistra, attaccate solo a destra. Secondo me il problema è proprio perché ci sta Suso, cioè essendoci Suso la squadra sa che su di lui ci puoi, diciamo, concentrare, capito? Quindi secondo me giochiamo troppo su di lui perché siamo sicuri che lui possa fare qualcosa di buono, e quindi non ci fermiamo l'altra parte. Però secondo me se non ci fosse Suso, cioè per quanto Suso abbia fatto bene, ci ha salvato il culo tante volte, ma non è che fa tutte queste grandi partite di fila. Sì, perché non è un fuoriclasse. Non è un fuoriclasse. Esatto. Quindi secondo me se lo togli perdi un po' di qualità in certe partite, però a quel punto
trovi un altro modo di giocare, cioè cambi stile di gioco, ti concentri su entrambe le fasce, ti concentri su... Ok, tu dici quindi ne guadagni in ampiezza di gioco, dici tu? Ne guadagni in tante cose, secondo me, perché ti concentri troppo su lui, cioè, non puoi avere un campione e ti concentri su lui, dici, vabbè, c'è il campione che mi salva e ci concentriamo su lui. Ma lui non è un campione, capite? È un giocatore, un buon giocatore, è un buon giocatore migliore rispetto a quelli che abbiamo in rosa, però gli altri non riescono a valorizzarsi giocando sempre su di lui. È solo lui che fa il buono. Ma che si è mangiato quello? Sì, ho capito cosa vuoi dire. Sì, ci guadagni in ampiezza di gioco. E varietà, soprattutto, varietà. Varietà, esatto. Sì, perché, cioè, cambi modo di vedere le cose. Ti ho detto perché 90 delle vostre trame di attacco dell'altra sera, il 90% erano tutte sulla fascia destra. Ma chiaro. Allora, ragazzi, o sei Zidane che ha fatto per tutta la vita la sua mossa, la Veronica, però è Zidane, allora puoi permettertelo. Ma se non sei Zidane non puoi fare sempre la stessa cosa. C'è anche Figo, se tu guardi Figo, era un giocatore, comunque quello era il suo dribbling, però era Luis Figo, cioè, capito? E poteva permetterselo. Cioè, Suso può diventare un giocatore importante, ma non sarà mai il campione che da solo ti fa alzare i trofei. Cioè... Esatto. Cioè, ci concentriamo su un giocatore che non è un fuoriclasse. Cioè, comunque Crick, noi non stiamo dicendo che Rodriguez e Çalhanoğlu non sono forti, noi stiamo dicendo che il Milan gioca prevalentemente a destra, che è diverso, che sfrutta poco la fascia sinistra. Non abbiamo detto che solo Suso può giocare, Noi non stiamo dicendo quello, anzi Çalhanoğlu è un ottimo giocatore, però il Milan tende sempre ad andare però verso destra. Anche Çalhanoğlu è un giocatore buono, non è un campione neanche lui. Sì, certo, però lo sfruttate poco, cioè si va sempre a destra da Suso, cioè la palla in avanti, centrocampo, la tocca la tocca Bonaventura e si va a destra da Suso. Sì, è vero. Suso si scarta e se ne va sulla fascia, quello è la trama del gioco del Milan al momento, secondo me. Beh, comunque ad oggi non vedo grandi speranze. Cioè ad oggi, poi tra un mese magari cambia tutto, però per adesso non ci spero proprio. Anche questo gruppo, che rimanete con Gattuso, che cambiate, troverà un'amalgama prima o poi, il gioco migliorerà, cioè deve per forza migliorare, anche quando arrivano un po' più di condizioni fisica, il gioco deve migliorare. Il problema è che la Juve e il Napoli sono già in Coppa, e l'Inter anche, ce la giochiamo con Roma e Lazio. Ma l'Inter al momento sta facendo ragazzi, l'Inter è forte. Il ritmo giusto. L'Inter è forte, Fiori. L'Inter è forte perché però l'Inter è sempre quel periodo dell'anno in cui cala. Sempre, o quello oppure c'è sempre dei blackout così a caso. Anche durante le stesse ma anche durante le stesse partite, anche da una partita all'altra. Durante la partita sempre un blackout improvviso. A un certo punto smette di giocare, lo fa pure la Juve a volte, spesso ed è anche snervante, e non l'ho mai capito perché, sinceramente. Merda. Ma lì, lo so, però se nel calcio di adesso, se è una difesa così, i punti li fai, c'è poco da fare. Sì, no, assolutamente. L'Inter è la miglior difesa in Italia, c'ha la miglior difesa almeno per centrali c'è migliori. Non c'è dubbio su questo, secondo me. No. Cioè, De Vrij e Skriniar è la migliore coppia che si possa desiderare in Italia. Tutto il rispetto per Bonucci, Chiellini, Romagnoli e Cantona. Vaffanculo. Mi sono mangiato l'impossibile. Mi sono mangiato l'impossibile e mi ha segnato. È che al momento lo sto guardando. Troppo viva è così. Ci sta poco da fare. Cazzo, ho voluto fare la terza vittoria di fila, porca miseria. Dai, che ce la puoi fare, dai. Ah, che gol che mi sono mangiato ancora. Ma siete sempre 1-0 o 1-1? 1-1. No, 1 pari, all'80°, vai. Ah, ok. C'è ancora tempo, sì. Con 10 minuti su FIFA sono ancora ce ne vuole. È peccato, però. Comunque davvero, con l'arrivo di un possibile Ibra, di un possibile Ramsey, che schifo non fa. Io sinceramente dico che con una punta e un altro centrocampista buono sareste a pennello, quindi con Ramsey e Ibra. Ramsey è un centrocampista, giusto? Mica un attaccante. Ma io voglio Nicolò Barella di Eyman, voglio. Ho capito, però intanto quello ci vogliono i sordi. Al momento il Milan non. Sì, ma il Cagliari vuole 50 milioni, cazzo.
A parte, ma poi a gennaio non te lo dà. No, so. No, A gennaio non assolutamente. te lo dà. Ma Guy non parla più, il piccolo Guy. Non lo so, non Si è lo sento più. addormentato. Può essere come l'altro giorno, può essere. L'altro giorno si è addormentato. Poi è tornato verso le 11:30 e abbiamo fatto le 5. Bravi ragazzi, bravi. Sono contento che anche... Sono contento che sia stata sta cosa, veramente. Abbiamo giocato a Blackjack come? A Blackjack fino alle 5. Oddio. Pazzi. Ragazzi, voglio vincere però. Voglio vincere. Quando scusa, una cosa, come funziona sta cosa? Non è eliminazione diretta, come funziona sto torneo? Sono 30 partite, più ne vinci meglio è. Parole poche. Io veramente di FIFA online non ho mai giocato e mai ne capirò. Ah, ecco Paul, ho sentito Paul. Ah, mi cercavate? Ero andato un attimo a fare una cosa. Sì. Ero un attimo al bagno. Al bagno. Pensavamo stessi dormendo, Paul. Un film di Ennio Agno. Ennio Agno, fioi, quanto me lo godo Ennio Agno. Vai, tira! No, non ci credo. Fino a quanto dura la live? Non lo so. No, che non Che tiro di me. Oggi mi sento molto Ivo Avido. Ivo Avido. Vedo un come appassionato a Maccio Capatonda. Ragazzi, il più bel trailer è l'uomo che usciva la gente, dai, ragazzi, l'uomo che usciva la gente. Te lo ricordi? La febbre quello è famosissimo, ce ne stanno alcuni non proprio conosciuti che sono veramente il top. Oppure quello dell'acqua che fa male. Fernet 48, cos'è? Fernet già mangiato top. Già mangiato. Sì, oppure no, scusa, e Sviste? Te lo ricordi Sviste? Abbagli è stupendo. Quello col fratello che non esiste. Rapine a mano a mano. Rapine a mano a mano. Tanti supplementari perdo sempre, lo so. Ario, eccolo qua. Gol. Basta veramente però. Basta veramente però, è stupendo. E basta veramente però. Basta veramente però. Ha somministrato liquidi a donne di malaffare. No, io non le guardo le qualifiche di Suzuka, Fabrizio, tanto. Guarda, la Ferrari è una vergogna. Mamma, ma non posso, però dopo vado. Che schifo. Però ragazzi. Non lo so, Fabrizio, se mi sveglio sì. Però ragazzi, su Vettel non avevo tutti i torti. Non metti la sveglia per le qualifiche. Scusate, ma su Vettel non avevo tanto torto. Ha intenzione di farsi la nottata. Dalle 3 che c'è la MotoGP pure, Thailandia. Sì, ma è veramente una vergogna la Ferrari. Una vergogna. Perché scusa, non ho capito, fanno tutto di mattina, mo. Che palle, non si può vedere niente. Va a cagare. Sapevo io che dovevo vincere 3-1, ciao. Vabbè. Comunque, raga, momento epico. Durante la live vado a buttare la spazzatura. Incredibile. No, la vai a buttare la spazzatura, Michelotto. Devo andare a buttare la spazzatura, la porto giù. Orari, perché? Perché dovevo andare prima, non sono andato. Aspetta, le scarpe. È finita la partita? Mi sto guardando adesso? No, però ormai 3-1 no. Comunque con questa chiudo, raga, che sono un po' stanchetto. Oggi Paul ci state a fare un blackjack, dopo dovete andare a dormire? No, io ci sto. Io posso fare quello che volete. Andiamo a sdrumare la puttana. La sdrumiamo per bene stanotte. Prima o poi dobbiamo presentarla anche a Come. Cosa? Però siccome siamo la puttanella di blackjack dell'applicazione che giochiamo noi. Ah, ok. Ha due tette che non immagini come. Due tette che non immagini.
Dovresti vedere cosa fa Heyman, dovresti vedere. Ma scusate, ma non ho capito una cosa, ma avete invitato anche su Telegram la Eli? Io no. No, se vuoi l'aggiungo al gruppo, come. Ah sì, aggiungila, se ha piacere. No, perché io prima magari l'aggiungo. Paul si è magistralmente procurato il contatto della Eli. Tipo gli ha detto dammi il numero e lei ok. No, ma così. Però Michelotto le ho scritto dai Telegram che ti passi. Lo vedrei bene, bel però gol, dai, pareggiamo. Magari prima l'avviso dei problemi che potrebbe incorrere all'interno di questo gruppo e poi se mi dà l'ok lo vedrei bene però Michelotto con la Eli. Ma sei pazzo, che non ci voglio finire al gabbio. 2003. È una 2003, piccolissimo. Quanti anni c'ha? 15. Minchia, porco Dio, grazie, no? 15 anni. Minchia, oddio, grazie, no. Combo fatale. Passo la patata bollente a chi viene. Tonin ci può provare? Oddio, a 15 anni bollente non proprio. Patata bollente a 15 anni. Nel 2001, vero? C'è Tonin che ci può provare, Yapep. Esatto. Insomma, gente che non va in galera. Spiccola Medeo, Sidoti. La facciamo mettere con Sidoti. Beh, Sidoti è il belloccio però, Io Sidoti lo amo però. Quando mi sfotte sul Milan lo adoro, cioè io lo amo. È l'interista più fantastico del mondo. Me lo sposo un giorno. Ma perché ti fa delle battute che non ti pesano, capi? Non ti offendi quando lo dici. Ma perché è bello? È bello Sidoti, è quello che lo salva. La bellezza sidotiana. Comunque io stavo morendo quando lei mi ha detto Davide, perché? C'è rimasto male, ha detto perché? Così a caso. Buono raga, dai. Una live incredibile questa. Qualche vittoria è arrivata, però che fatica. Faticosissima. No, ma Paul è veramente dura la Weekends League. Lo so. Mamma mia. Un pazzo a farla, secondo me. Secondo me hanno fatto il sistema sbagliato, ci vogliono troppo. Te la vuoi giocare tutta? Cioè, non puoi morirci appresso al gioco per ci provo, magari faccio 10 partite venerdì, 10 sabato, 10 domenica. Cioè. Quanti ne hai fatte? Non lo so, aspetta che guardo. 12 già in realtà. 5 vittorie su 12, dai. Vorrei arrivare almeno a argento 1, cazzo. A 18 tipo, 17-18 in prospettiva. Ma sì, magari, ma non, da quello che ho capito dopo mettono quelli più forti, ti mettono contro. Cioè. Vabbè, giustamente sali di livello. Ma in base a cosa? In base al ranking? Ma non lo so, in base a Agi che ha il pene bello. Gli algoritmi loro. Cioè, quando cominci a vincere troppo, ti cominciano a mettere quelli che hanno il full legend squad. Ho capito, sì, quelli che ce l'hanno. Beh, allora non è il mio problema, insomma, visto che non vinco tanto, non è il mio problema. Dai. Ma non puoi starci appresso, dai. No, ma non ce la faccio. Ma non ce la faccio. Ragazzi, non è che gioco tanto come fanno. Ma sì, ma come? Ma il problema è come l'hanno impostato loro, perché la gente è una vita. Aspetta un attimo, ragazzi. Saluto la live, saluto tutti. Grazie, ragazzi, per il supporto. Vi voglio un bene dell'anima, siete meravigliosi, soprattutto Terence che ha 52 cm di felicità. Raga, vi saluto come sempre con la frase che fa la storia di tutto. Ragazzi, quest'oggi semplicemente ho risentito la vocina di Paul Heyman Francis Ford Coppola Guy. Ciao a tutti.